So che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Allora, buongiorno, buongiorno, questa canzone per ricordare che fra poco dovremo metterci le ali e volare. Se qualcuno non prenderà in considerazione la parola prevenzione, mettere mano alle opere idrauliche, piani e mappe del rischio idraulico sono ignorati e non aggiornati. Lo dichiara l'ingegnere Antonio Rusconi, che è collegato con noi da Venezia, già segretario generale Autorità di Bacino Alto Adriatico. Tanto grazie ingegnere per aver accettato l'invito, veramente grazie di cuore. Abbiamo bisogno di persone competenti che ci diano la verità.
Abbiamo già visto e sentito cosa è successo col piano non aggiornato sulla salute, cosa è successo. Adesso lei ci dice questo, ma perché non prendono in considerazione veramente il bene del paese? Eppure arriviamo nella Luna. La tecnologia può portarci dove vogliamo, però bisogna investire. Prego, ingegnere Rusconi. Buongiorno innanzitutto. È successo il dramma, questa volta ha colpito la Romagna con eccezionale violenza. Sono eventi che si verificano periodicamente in varie zone del nostro paese. Qui nel Veneto ricordo la terribile alluvione del novembre 1966, io allora avevo 18 anni, quell'alluvione poi per anni e anni è stato il simbolo di ciò che si doveva fare qui nel nord-est, ma non solo nel nord-est. Ricordiamo Firenze, ricordiamo anche la stessa Romagna che nel 66 ha avuto degli allagamenti nelle aree dove ci sono stati nei giorni scorsi. Allora dal 66 sono passati molti anni. Cosa è stato fatto dal 66 in poi? È stato fatto qualcosa, ma non tutto quello che la famosa commissione De Marchi, una commissione governativa composta dai migliori idraulici del nostro paese, la commissione De Marchi aveva scritto quello che si doveva fare a livello di misure strutturali nel nostro paese per fronteggiare situazioni come quelle che si sono verificate allora. Sono passati molti anni. In molti anni cosa è cambiato? Beh, anzitutto è cambiato il territorio. L'Italia del 1966 era ben diversa dall'Italia dei nostri giorni. La famosa espressione consumo di suolo basta a spiegare e a significare le trasformazioni che sono avvenute soprattutto per i nostri interventi, per le nostre azioni nel territorio del nord-est e nel Veneto in particolare. Ma poi è cambiato il clima, e qui io non sto a ripetere frasi e luoghi comuni che sentiamo ogni giorno. Il clima è cambiato, sta cambiando e cambierà purtroppo in maniera più drammatica nei prossimi anni, anche se dovessimo improvvisamente interrompere le famose emissioni di anidride carbonica. Le conseguenze, il trend si ripercuoterà comunque per anni e anni. Ecco, da quella data, dal 1966, il Veneto ha avuto altri eventi drammatici. Voglio ricordare quello del 2010, che ha avuto anche delle vittime, come nel 66, e voglio ricordare pochi anni fa la cosiddetta tempesta Vaia nel 2018. Come la pubblica amministrazione recentemente, visto che dopo il 66 non sono state fatte importanti opere idrauliche, più recentemente la pubblica amministrazione, diciamo, si è attrezzata. Si è attrezzata in che modo? Beh, anzitutto bisogna decidere, pianificare cosa fare, bisogna programmare quali misure adottare. E qui recentemente ci è venuta in aiuto la Comunità Europea con una importantissima direttiva. È la direttiva sulla gestione del rischio di alluvioni, è del 2007. E questa direttiva è proprio, io in maniera così un po' enfaticamente, è un po' il Vangelo. È il Vangelo che bisogna seguire nell'approccio della gestione del rischio di alluvioni.
Attenzione che gestione del rischio di alluvioni non sta a significare l'eliminazione delle alluvioni. Le alluvioni ci saranno sempre, l'importante però è essere preparati. Essere preparati in diversi modi, essere preparati attraverso l'attuazione di un programma di misure, il famoso piano di gestione del rischio di alluvioni. È un piano previsto dalla direttiva che fa parte della famiglia dei piani di bacino, cioè il problema delle alluvioni in linea generale si affronta per bacini idrografici. Bacini idrografici che sono definiti dai fiumi. Si va dal più grande bacino idrografico del nostro paese che è il Po, ai piccoli fiumi, soprattutto appenninici, che hanno un loro bacino idrografico piccolo, ma che a fronte però di piogge intensissime, dell'ordine, come abbiamo visto nei giorni scorsi in Romagna, in 36 ore fino a 500 mm di pioggia, 500 mm è tantissimo. Se pensiamo che mediamente in Italia in un anno piovono 1000 mm, cioè piove 1 metro d'acqua. Beh, nei giorni scorsi chiedo scusa, sono caduti fino a 500 mm in 36 ore, cioè in un giorno e mezzo. Allora, quali sono le misure che bisogna adottare? Allora, ingegnere, la fermo un attimo perché abbiamo una telefonata, se no mi cade la linea. Abbiamo Rinaldo da Venezia, poi riprendiamo perché sta facendo un discorso molto importante. Dobbiamo ascoltare bene quello che dice l'ingegnere Antonio Rusconi. Vai, Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno a tutti. Ciao. Io lavoravo con le barche nel 1966. Ero attaccato ai Camerlenghi, in mercato a Rialto, con la barca. Sono arrivato alle 3:30 del mattino perché partivo da Mestre, con la frutta e verdura. Mi sono attaccato, il tempo di scendere e bere un caffè, perché era un sci locale che era una roba tremenda. Sul giro di un quarto d'ora l'acqua è cresciuta quasi in mezzo metro. Mi ha toccato andare di corsa, spiegare corde, se no la barca se ne voltava. Mi penso che sia stato uno dei giorni più drammatici dell'acqua alta per Venezia, perché il 1,80 m, 1,86 m, quella che ha fatto un disastro. Però a Venezia, purtroppo, fin dagli anni che fu, era 160.000 abitanti, e io abitavo nei magazzini, dove che adesso c'è i ristoranti, i magazzini, una volta che era abitazione. Però non avevamo i mobili 700, il frigorifero, non aveva niente. E ora il danno c'era poco, perché più da stava e ne aveva. Ma adesso, nel 2023, con quello che nasce e con strumenti che ha gente come De Lu, va bene, per prevenire, per trovare, perché la tecnica verrà portata avanti benissimo. Ma come si fa a non capire che costruire le case sull'alveo di un fiume ti dà una bella veduta, perché anche ti vedi bene in montagna, in alto, ma vuol dire distruggere tutte le piste di sci, chilometri, centinaia e centinaia di chilometri di sci ti ha fatto, ti ha disboscato. Di qui non parla nessuno. Perché? Perché se scherzi ha da fare, perché le montagne cappa soldi, c'è un certo commercio. E ora cosa mi cerca? Bisogna che se mettiamo in testa della carga, sta bella terra che abbiamo ai nostri neroni, perché se no io siamo in braghettia. Ciao Mirella e buongiorno a tutti. Grazie al nostro Rinaldo
Allora l'ingegnere giustamente diceva Rinaldo, abbiamo gli strumenti, questi piani e mappe del rischio idraulico che sono ignorati e non aggiornati, ma noi paghiamo persone perché dovrebbero veramente tutelarci, essere attente, abbiamo le commissioni, ma allora di cosa stiamo parlando, ingegnere? Non abbiamo persone competenti o non vogliono ascoltare perché il business è da un'altra parte e non investire nel territorio? Ma così andremo veramente a fondo. Prego, ingegnere Rusconi. Ma preciso alcuni concetti che in quell'articolo sono stati un po' veloci. Questa direttiva comunitaria sulla gestione del rischio di alluvioni dice che i piani di gestione vanno aggiornati ogni 6 anni. E così è stato. Il primo è stato redatto nel 2015, il secondo è stato aggiornato, è stato approvato, adottato nel 2021 e approvato nel dicembre scorso. Quindi è nuovo. Le mappe che fanno parte di questo piano indicano con precisione le aree che sono a pericolosità di alluvioni e a rischio di alluvioni, secondo una certa scala. Ci sono le aree P1, P2, P3 e sono perimetrate. Anche le mappe che lei ci ha mandato. Sì. E allora, sì. Allora queste mappe vanno aggiornate. Eccole qua, ingegnere. Questa che vediamo è la vecchia carta dell'alluvione del 66, che ci mostra gli allagamenti famosi del novembre 1966. Ecco, questa è la scala del nord-est. Allora, in quell'evento tutti i fiumi del nord-est hanno avuto delle piene epocali. Non solo, ma in quell'evento, come ci ricordava chi è intervenuto prima, c'è stata anche la più grande mareggiata e acqua alta che la storia abbia registrato. Venezia ha avuto quasi 2 metri di acqua alta, con disastri terribili alle difese costiere, oltre che alla città storica della laguna. Ma oltre a tutto ciò, abbiamo avuto che le precipitazioni eccezionali hanno messo in crisi tutto, come dire, l'apparato della bonifica idraulica del nord-est. Quindi certe zone, voglio ricordare il comprensorio del Basso Piave, che ha avuto l'acqua delle esondazioni del Piave, della Livenza, l'acqua della mareggiata terribile del mare Adriatico e l'acqua della pioggia direttamente caduta nel comprensorio di bonifica del Basso Piave. Ecco, questo è quello che è accaduto. Voglio ricordare che quella volta ci sono voluti 1 mese e mezzo per prosciugare l'acqua che aveva, come dire, fatto ritornare la pianura veneta a un'immensa palude. 1 mese e mezzo. E quindi, insomma, l'evento della Romagna dei giorni scorsi ha delle caratteristiche che ricordano molto l'evento che c'è stato quella volta nel Veneto e nel nord-est. Allora, ritorniamo al discorso fondamentale della direttiva alluvioni. La redazione delle mappe ha dei risvolti di tipo, come dire, vincolistico e urbanistico. Cioè, nel piano di gestione del rischio di alluvioni ci sono le cose che non si possono e non si devono fare nelle aree dichiarate pericolose, con diversi livelli di pericolosità, e comunque nelle aree del nostro territorio dove ci sono state degli eventi alluvionali non ancora mappati, perché è chiaro, se il piano lo faccio ogni 6 anni, è evidente che in 6 anni capitano degli eventi tragici che dovranno essere mappati col prossimo aggiornamento
in questo senso le mappe non vengono aggiornate, cioè non vengono aggiornate in tempo reale, cioè bisogna aspettare che la scadenza dei 6 anni. Ecco, questo è Allora, la normativa urbanistica introdotta nel piano dice che comunque, anche se non ci sono mappe di pericolosità e di rischio, ma si sono verificati degli eventi, come dire, drammatici, le amministrazioni, soprattutto quelle comunali, devono, come dire, tenerne conto in attesa che arrivi l'aggiornamento del piano di gestione del rischio di alluvioni. Questi piani poi contengono le misure strutturali, le cosiddette misure di protezione, che sono sostanzialmente anzitutto una immensa opera di manutenzione delle difese già esistenti. Qui nel nord-est abbiamo più di 7.000 chilometri di arginature nei fiumi grandi, poi abbiamo migliaia di chilometri di arginature dei collettori, dei consorzi di bonifica, poi abbiamo gli argini delle difese a mare. Ecco, tutte queste opere opere idrauliche che ci hanno lasciato i nostri padri, i nostri nonni, vanno manutenzionate sistematicamente, molto bene, con molta attenzione, vanno presidiate, e questa è un'attività che comporta una attività quotidiana, e ci sono gli appositi uffici, sono gli uffici del Genio Civile, sono gli uffici dei consorzi di bonifica, eccetera, eccetera. Il piano di gestione contiene anche le misure nuove, però. Cosa sono queste misure nuove? Sono sostanzialmente delle grandi, si chiamano vasche di espansione, vasche di laminazione, cioè è l'individuazione di alcune aree che in caso di precipitazioni intensissime raccolgono per alcune ore, per alcuni giorni, le acque in eccesso, in maniera che queste acque non vadano a provocare le piene dei fiumi e quindi le eventuali esondazioni dei fiumi al di fuori degli argini. Queste vasche di espansione sono state, la prima è stata realizzata addirittura dal magistrato alle acque a Montebello Vicentino negli anni 30 del secolo scorso. E in questi ultimi anni la Regione Veneto, soprattutto dopo l'evento alluvionale del 2010, si è attivata e ha iniziato la realizzazione di diverse casse, si chiamano casse di espansione, e una parte è stata già realizzata. Voglio ricordare le casse sul Bacchiglione, eccetera, eccetera. Ma il grosso del lavoro deve ancora essere fatto. Qual è il grosso del lavoro? Il grosso del lavoro si chiama Piave, Tagliamento, Brenta e Livenza. Sul Piave, dopo anni di studi, di piani, eccetera, eccetera, l'ultima edizione del piano di gestione del rischio di alluvioni, quello approvato nel 2022, cioè ieri praticamente, dice chiaramente che va realizzato una cassa di espansione nel medio corso del Piave, le famose casse di Ciano, per raccogliere 35 milioni di metri cubi d'acqua. Qua, professore, si apre un grande problema, perché tanti sindaci si sono riuniti e non ne vogliono sapere. Lei cosa dice? Allora, questi piani di gestione del rischio di alluvioni vengono fatti in base a delle procedure previste dalla direttiva alluvioni, e queste procedure prevedono la partecipazione del pubblico proprio nella fase formativa di questo piano. E anche i sindaci che si stanno opponendo alla realizzazione delle casse di
di Ciano, hanno partecipato e sono stati chiamati a partecipare agli incontri nella fase formativa di questo piano. La scelta di questo piano di fare delle casse di espansione è una scelta che è costata anni e anni di approfondimenti, studi, confronti, valutazioni delle scelte alternative, e non c'è via di scampo. La piena del Piave può raggiungere, come è successo nel 1966, 5.000 metri cubi al secondo in pianura. Nel 1966 il Piave ha avuto 14 rotte fluviali, di cui 12 in sponda sinistra e 2 in sponda destra. Con l'evento della tempesta Vaia, il Piave si è salvato per un pelo e ha portato 2.500 metri cubi al secondo. Per un pelo si è salvato, ma può portarne giù il doppio, 5.000. Le varie ipotesi che sono state studiate praticamente considerano esclusivamente la realizzazione di queste grandi vasche, sia all'interno delle arginature sia anche all'esterno, in maniera da raccogliere una parte di questo enorme volume della piena, che può realizzarsi anche dopodomani, e di raccoglierla in maniera che la piena possa rimanere dentro l'alveo del Piave e quindi non si verifichino quelle rotte che inevitabilmente si verificherebbero, perché oggi il Piave si trova nelle stesse condizioni arginali, salvo alcune aree limitate, ma si trova nelle stesse condizioni del 1966. Professore, con la differenza... ingegnere, una cosa importante anche da dire, che il professore emerito Dal Paus, ospite nella mia trasmissione anche con il sindaco di Crocetta, che rappresentava anche tutti gli altri sindaci, ha detto chiaramente: voi non siete al corrente nella maniera giusta, non vi rendete conto di quello che dite, non sapete, guardate solo una parte senza guardare veramente la necessità di fare queste casse di espansione nel vostro territorio. Ma allora il sindaco risponde: ma perché non lo fate giù a San Donà o a Ponte di Piave, venite a farlo qua dove abbiamo questa meraviglia di parco naturale? Lei cosa risponde? Allora, gli studi fatti dall'autorità di bacino fin da quando c'ero io 20 anni fa, perché ormai sono passati 20 anni, questi studi, che poi sono stati inseriti in un piano stralcio di bacino già da allora, hanno individuato quattro zone come dire, favorevoli per la realizzazione di casse di espansione. Queste 4 zone sono le Grave di Ciano, Ponte di Piave, Spresiano e le Grave di Papalopoli. Qual è la differenza avvenuta negli anni recenti? La differenza è che la premessa della realizzazione di queste casse sarebbe stata l'adeguamento del tratto terminale del Piave. Si sperava di poter adeguare la capacità di scarico del fiume nel tratto terminale, ma questa misura si è rivelata abbastanza non realizzabile, insomma, perché ormai gli insediamenti antropici nel tratto basso del Piave sono tali che non consentono di allargare le arginature. Ingegnere, la interrompo un altro secondo perché abbiamo un'altra telefonata, abbiamo Gianfranco da Brugnera. Prego, Gianfranco. Io parlo di Livenza. Il problema di Mota e di Livenza è il problema del Meduna, perché Livenza
il Livenza non ha casse di espansione. Prego, prego. E non avendo casse di espansione, in caso di piena si alza l'acqua. Il Meduna, che è un'influenza nell'Ivenza, quello ha le casse di espansione. Le casse di espansione sono i laghi. Abbiamo i laghi, abbiamo la diga di Ravelli, ma se loro molano l'acqua quando che non è troppo pieno e va sopra e poi incide sul Meduna, sull'Ivenza, il Meduna, incide e fa andare sotto tutti i paesi perché non molano l'acqua 12 ore prima, tengono i laghi 1 metro più basso, perché i laghi formano casse di espansione. Ma qui non fanno queste cose. Grazie Gianfranco. Allora, prima di rispondere lasciamo veramente respirare anche l'ingegnere Antonio Rusconi, andiamo in pubblicità e poi risponderemo. Pubblicità. E siamo collegati con l'ingegnere Antonio Rusconi, ingegnere idraulico, già segretario generale Autorità di Bacino Alto Adriatico, che oltre a terminare l'importante discorso che ci stava spiegando e mettendoci al corrente, risponderà al nostro Gianfranco da Brugnera. Prego, ingegnere. Allora, sì, finisco i miei ragionamenti sul Piave. Allora, si pensava, diciamo fino a una decina d'anni fa, di poter preliminarmente intervenire nel tratto terminale del Piave per renderlo capace di fare defluire una maggiore quantità d'acqua rispetto ai 2000 metri cubi al secondo, 2005. E questa operazione è stata in parte realizzata con una pulizia dell'alveo, ma sostanzialmente non ha portato a recuperare tanto guadagno di capacità di deflusso. Insomma, qual è il risultato? Il risultato è che bisogna, con le casse di espansione, trattenere fino a 70 milioni di metri cubi d'acqua. E quindi va detto subito che le casse di Ciano sono state prescelte come prima realizzazione perché sono le casse ubicate più a monte e avranno una capacità al massimo di 30-35 milioni di metri cubi. Cosa significa? Significa che bisognerà realizzare anche delle altre casse più a valle, possibilmente in una delle aree individuate dal piano, ma questa seconda fase, diciamo, sarà successiva e conseguente. Prima intanto cominciamo con la realizzazione di queste casse a Ciano, che è l'ubicazione più a monte del tratto di pianura del Piave. Ma qualcuno si oppone, specialmente i sindaci, dicendo c'è un parco di biodiversità, state distruggendo il territorio per fare questo. Possibile che non riusciate a trovare un'altra collocazione? Abbiamo Giusi, poi risponde il ingegnere. Prego Giusi. Ciao Mirella, buongiorno all'ingegnere. Mi ha preso la parola, ingegnere, perché volevo farle questa domanda. Che nell'alveo dei fiumi ci sono tutti questi alberi, non dovrebbero essere sfalciati, perché quando arrivano nella diga, quelli che passano sotto arrivano poi alle spiagge a spese dei cittadini, perché chi è che paga tutto quel trambusto che arriva? Questo qua volevo dire, perché non so chi sia la colpa, diciamo la colpa che i verdi magari non vogliono, non lo so, mi dia una spiegazione, ingegnere, la ringrazio. Grazie Giusi, prego ingegnere. Allora, concludiamo un attimo il discorso del Piave, perché è importante, è troppo importante. Sono state valutate tutte le possibilità sull'ubicazione, sulla tipologia, eccetera, eccetera, eccetera. E poi a livello di pianificazione l'autorità di bacino, ricordo che l'autorità di bacino è composta sia da ministeri sia dalle regioni, che sono il Veneto, il Friuli e il Trentino Alto Adige, le province autonome.
È stata, in sostanza, è stata individuata quest'area come proprio la prima ad essere interessata da queste casse di espansione per un volume di invaso sui 30 milioni di metri cubi. Ecco, voglio però dire che il progetto, qualsiasi sarà il progetto che adesso è fermo o non sta andando avanti, eccetera, eccetera, ma avrà la valutazione di impatto ambientale, che è un passaggio fondamentale della nostra legislazione quando si intende realizzare un'opera anche di ingegneria idraulica. Quindi questo progetto passerà alla radiografia della commissione di impatto ambientale, avrà la valutazione, e questa è la commissione statale, perché c'è anche una commissione regionale, ma questo progetto, essendo l'opera di rilevanza nazionale, andrà alla commissione VIA, che è a Roma al Ministero dell'Ambiente. Due parole sul Livenza. Il Livenza è il bacino idrografico che è sovraregionale, e anche il Livenza, o la Livenza come si dice meglio, è stata oggetto di piani di bacino, e anche nella Livenza ci sono degli interventi previsti nel piano di gestione del rischio di alluvioni. Il primo intervento più a monte, in Friuli Venezia Giulia, è prevista una traversa alla stretta di Colle in Friuli Venezia Giulia, che proprio sul Meduna, come ricordava prima chi ha telefonato. Gianfranco. Il secondo importante intervento sarà nel Veneto, e è già stato messo nei programmi della regione, è già in fase di progettazione, ed è la cassa di espansione di Prat dei Gai. Anche quest'opera sta per essere realizzata, ma anche Prat dei Gai, attenzione, non sarà sufficiente a eliminare il rischio di alluvione della Livenza, perché bisognerà realizzare, come dicevo, anche in Friuli, più a monte, la traversa di Colle. Ultimo passaggio, la vegetazione. Certo, nell'ambito della manutenzione dei corsi d'acqua, della manutenzione annua, è previsto e viene realizzato da parte degli uffici operativi del Genio Civile, in base, compatibilmente con i finanziamenti, viene realizzata la pulizia dei corsi d'acqua. Io lo vedo bene perché io abito al Lido di Venezia, e ogni volta che c'è una mareggiata, come è successo anche nel novembre scorso, ci ritroviamo in spiaggia degli alberi interi, tronchi d'albero intero, che vengono portati alla foce dai principali fiumi che sfociano in Alto Adriatico, Tagliamento, soprattutto Piave, e poi questi tronchi d'albero ce li ritroviamo qui nelle nostre spiagge. E questo fa parte dell'evoluzione naturale degli eventi. Gianfranco Valeri da Cessalto, ingegnere, vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora. Buongiorno. Buongiorno ingegnere. Ingegnere, lei ha l'età giusta, perché avrà più o meno la mia età. Ecco, lei sta parlando dei fiumi. Ecco, ma i fiumi, quindi ci vuole tanta acqua, ma qui parliamo delle bombe d'acqua, che sono due cose diverse, strettamente diverse. Ingegnere, qui le bombe d'acqua succedono e devono mettere a posto tutto, cioè noi la campagna nostra l'abbiamo trasformata. Una volta c'erano i fossi, i cavini, c'erano tutti, quelli erano contenitori d'acqua che praticamente finivano una volta le bombe d'acqua, però l'acqua andava sui canali in un giorno o due, ci voleva il suo tempo per andare. Il giorno d'oggi abbiamo visto lei il capo del drenaggio, abbiamo bonificato centinaia di ettari di vigneto, di mais, e non c'è neanche più un posto maestro, e anche così. Se aveva una bomba d'acqua lì, è successa una bomba d'acqua, sopra un'altra bomba d'acqua che non riceveva più. Se qui succede la stessa cosa, qui noi nel Veneto, qua nel Basso Veneto, fai la stessa cosa, dobbiamo potenziare i canali, gli idrologhi, non c'è l'alternativa. Ma lì i fiumi grossi qui, se lei andava a vedere sia il Piave, io abito tra il Piave e la Livenza, nel Piave e la Livenza non avevano acqua.
quando c'è stato le grandi piogge qua, ma nei canali erano stracolmi e i consorzi di bonifica sono ancora quelli che hanno fatto Mussolini quella volta qui nel Passo Piave, e se non andiamo a intervenire sulle idrovere, se non facciamo i canali, no, e chi ha permesso tutta questa bonifica di tutti questi terreni che hanno tolto tutti i fossi? Lei va, se viene qui da noi, lei sicuramente sarà venuto in qualche giorno, lei non vede più fossi, non c'è più fossi, e quelli erano i vasi naturali che tenevano l'acqua. Adesso c'è tutte queste cose, secondo me ci sono due differenze. Un conto è l'alluvione, che può venire l'alluvione, interessa i grandi fiumi, ma le bombe d'acqua interessano i canali, e i canali sono due cose diverse. Volevo il suo parere, buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie Gianfranco, la ricordiamo che in meteorologia non c'è la parola bombe d'acqua, ma si deve usare nubifragi, ci hanno detto qui i nostri ospiti. Prego ingegnere. Ma io sono d'accordo con l'intervento dell'amico che ha appena fatto. Gli aspetti del problema sono molteplici. Io all'inizio ho ricordato quello che ha fatto il 66, nel novembre del 66, quello che ha provocato qui nel Veneto, e in quell'evento sono andati in crisi tutti i sistemi, i grandi sistemi idrografici, ma anche, come dire, l'idraulica locale della pianura, come dire, gestita dai consorzi di bonifica. Ma anche i consorzi di bonifica hanno i loro problemi, sono problemi di finanziamenti, sono problemi degli interventi, sono problemi di adeguamento delle reti, proprio per, sia per i cambiamenti climatici, perché è indubbio che gli effetti dei cambiamenti climatici si riflettono anche sulla intensità delle precipitazioni, ovvio questo, no? Ma sia anche su quello che abbiamo detto sono il consumo di suolo, e la direttiva alluvioni considera proprio tutte queste Senta ingegnere, ma io delle volte passo perso che stanno costruendo la terza corsia, che forse tra 20 anni speriamo che sia terminata, perché no? Ma tutte queste deviazioni, queste escavazioni che riguardano sia il Friuli Venezia Giulia che il Veneto, ecco, possono preoccupare, perché vediamo delle cose incredibili per fare questa terza corsia. Certo, allora quello che si chiama il consumo di suolo, comporta indubbiamente il cambiamento della risposta del territorio a una data precipitazione. Però anche qui sia la normativa comunitaria che quella nazionale che quella regionale indicano chiaramente cosa si deve fare e cosa non si deve fare quando si interviene con cantieri sul nostro territorio. La parola si chiama invarianza idraulica. L'invarianza idraulica cosa sta a dire? Sta a dire che quando io realizzo qualcosa sul territorio non devo cambiare la capacità di risposta del territorio a una determinata precipitazione. La Regione Veneto da anni ha introdotto l'invarianza idraulica in tutte le opere che vengono realizzate qui nel territorio, e anche i piani di bacino fatti dall'autorità di bacino hanno inserito l'invarianza idraulica. E quindi lo sforzo dell'amministrazione per affrontare questo tema, che è importantissimo, mi pare ci sia. Certo, ma siamo proprio sicuri, ingegnere, dopo quello che abbiamo assistito in questi anni, che ci siano veramente dei controlli seri? Perché qui non parliamo di piccole opere, qui parliamo di grandissime opere, basta vedere, ecco, se passate di là cosa notiamo. Siamo sicuri di questo, ingegnere? Perché sa, non siamo mica tanto così sicuri noi di questi controlli. Abbiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella e un buongiorno al tuo ospite, l'ingegnere. Niente, io volevo dire qua a Bovolenta, tempo fa, sarà diversi mesi fa, nel canale che c'era, sai, quando c'è stato l'alluvione nel 2010, ecco, hanno tirato via degli alberi perché sembrava una boscaglia, vedessi che roba, tutto quanto, hanno pulito bene,
qualcuno l'hanno lasciato perché magari era una rama nuova, e era anche pericoloso perché magari tutti i venti forti, Mirella, erano verso la strada e dopo anche verso che si calavano verso giù nell'acqua, perché ci sono state tante rame, insomma hanno fatto una bella pulizia veramente, guarda, si vede un poco di chiaro adesso, diciamo in dialetto, ecco, ma ogni modo hanno fatto bene, però guarda Mirella, lo volevo dire anche all'ingegnere, io stesso di andare a Capo San Piero, magari delle visite che a Schiavonia non si possono fare, nella tangenziale ci sono delle erbe per le parti che saranno altre 1,5 metri, ma è possibile che non fanno pulizia anche su di fossi? Per forza si ferma tutta l'acqua e dopo, se non c'è questo, anche perfino sulle aiuole delle rotonde, che non si vedono neanche le macchine di andare piano perché vedi quando vai giù oppure quando vieni su. Insomma è proprio una vergogna, io non so, tutto un degrado proprio così. E dopo Mirella volevo dirti anche un'altra cosa, dopo vi saluto. Quella scoperta che hanno fatto quei ragazzi nella laguna col colore verde, volevo sapere all'ingegnere cosa ne pensa, se è stata una cretinata dei ragazzi o se fanno proprio per guidare tutto questo mondo e basta. Ti saluto Mirella e ciao, buona giornata a tutti e due. Grazie Maria. Ecco, infatti l'ingegnere ha risposto anche prima, manutenzione quotidiana, ha parlato l'ingegnere di manutenzione quotidiana che noi non vediamo, non so quando la fanno, ma noi la vediamo poco, ingegnere. Prego, ingegnere. Ma allora, gli uffici preposti, nella fattispecie per esempio il genio civile, ma anche i consorzi di bonifica, annualmente hanno dei finanziamenti per la manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria. E qui poi dipende dai bilanci delle singole amministrazioni quanto destinare alla manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria. In genere gli uffici quando annualmente chiedono i finanziamenti prevedono di intervenire, come dire, in maniera da soddisfare le esigenze delle varie reti idrauliche. E poi bisogna vedere se le amministrazioni sono in grado di finanziare tutto quanto viene richiesto. Ma mi pare che insomma tutto sommato qui la rete idraulica del Veneto e del Nord-Est insomma è in piedi da almeno 200 anni e mi pare che la pubblica amministrazione, prima era lo Stato col magistrato Leapi, adesso sono le regioni, mi pare che la pubblica amministrazione in genere faccia fronte insomma a questo impegno annuale di manutenzionare questo enorme sistema, perché è un sistema artificiale di reti idrauliche. È nella tradizione, ecco, di queste regioni del nord-est dedicare rilevanti finanziamenti annualmente. Il nostro acquedotto, parliamo del Veneto in generale, per Veneto, Friuli, Venezia, Giulia. Com'è ridotto il nostro acquedotto? È proprio un colabrodo, ingegnere, o noi siamo messi un po' meglio e ci sono stati degli investimenti? Beh, nessuno ci dice mai niente. Non le so rispondere perché questo è un altro tema, è il tema delle risorse idriche utilizzabili che... È un tema che è diverso dal tema del rischio idrogeologico e dal tema delle alluvioni. Anche qui secondo me bisognerebbe esaminare caso per caso, provincia per provincia, ambito territoriale per ambito territoriale, perché il ciclo integrale dell'acqua è organizzato. Pensi, se non lo sa lei, come siamo messi noi? Pensi, ingegnere, come siamo messi noi? Comunque noi paghiamo sempre anche questi consorzi di bonifica. Quando io li ospiti loro dicono che lavorano benissimo, che fanno di tutto e di più, poi arrivano le telefonate e dicono tutto l'incontrario che dicono i rappresentanti dei consorzi di bonifica. Abbiamo Graziella da Treviso. Vai Graziella. Ciao Mirella, io volevo segnalare, abito qua a Treviso in via Palluti
confino col Dosson, che sa dove che è il Dosson? Sì. Ecco, che è Nutrie che ha fatto il disastro. Frana tutto, il ponte, l'acqua non corre più, via del Timavo che se i fossi che se erbe 2 metri più alte della strada, qua se piove ancora tanto andiamo tutti sotto acqua. Ti ringrazio Graziella della segnalazione, prego. Qualcuno cosa che se, perché per carità non dico non sono contro gli animali, ma neanche è inutile fare gallerie sotto quando che pioverà, non so cosa che succede. Nessuno che ne veda niente. Va bene? Grazie Graziella. Ecco. Grazie Graziella della segnalazione. Ecco, sentiamo come ci saluta e cosa dice l'ingegnere Antonio Rusconi. Volevo tornare un attimo al discorso di prima degli acquedotti. Attenzione che la distribuzione dell'acqua per uso civile e uso potabile non è una competenza dei consorzi di bonifica, ma è una competenza, diciamo, degli ambiti territoriali ottimali. Un'altra roba ancora. Che è un'altra roba ancora, ecco, ma non c'entrano i consorzi. Se forse raggruppassero un pochino e si mettessero tutti assieme, così noi abbiamo le informazioni in generale, perché qua è come quando si rompe una strada, ogni volta c'è qualcuno che la rompe, la si aggiusta, poi arriva un altro, la rompe, la si aggiusta. Ecco, noi pensiamo che forse qualcuno dovrebbe sintetizzare di più, metterci più al corrente, visto che siamo anche noi che paghiamo questi consorzi, che se non li invito qua non sappiamo mai niente. Solo il cedolino che arriva da pagare. La ringrazio per aver anche spiegato come funziona, ingegnere, prego. C'è l'ufficio diciamo che si occupa di tutte le acque e di tutti gli usi e di tutti i problemi delle acque, si chiama Autorità di Bacino Distrettuale, ha sede a Venezia e c'è anche un ufficio per il cittadino e lì si può rivolgere il cittadino, l'amministratore, perché è quello il riferimento introdotto dalla legge nazionale, ma anche dalla direttiva comunitaria, per tutti gli aspetti connessi con la gestione delle acque e i problemi delle acque. E gli altri problemi, qualcuno ha ricordato il problema delle nutrie, che è un grosso problema, anche perché costituiscono proprio delle vere e proprie minacce alla tenuta delle difese idrauliche, delle arginature. E anche qui ci sono degli interventi che sono costosi, si parla di inserire delle reti nei corpi arginali, reti metalliche, eccetera, eccetera, ma è uno dei problemi. Rientriamo nella manutenzione, in questo caso straordinaria. Tanto abbiamo avuto un'altra informazione, che possiamo rivolgerci a questo ufficio, all'Autorità di Bacino di Venezia, perché c'è un ufficio appositamente, ma se non ce lo dice lei pochi lo sanno, compresa la sottoscritta. Inviteremo e sentiremo come funziona. Io la ringrazio veramente, ingegnere Antonio Rusconi, ingegnere idraulico, già segretario generale Autorità di Bacino Alto Adriatico, tanto per parlare di persone competenti, perché noi abbiamo bisogno, è arrivata l'ora anche che ci dicano veramente come stanno le cose. Grazie ingegnere, buona giornata. Arrivederci, grazie a voi. Arrivederci a lei, ingegnere. Pubblicità. E vi presento subito un altro gradito ospite. Abbiamo in presenza Massimo Libero Micheletto, regista, e dovremmo aver collegato da Parma anche Giacomo Mambriani, Associazione Nazionale Maschile Plurale. Dovremmo avere, eccolo qua, lo vediamo, buongiorno. Buongiorno Mambriani, tutto bene? Sì, grazie dell'invito. Grazie a lei. Allora, prima cosa, andiamo a vedere questo servizio che è stato girato ieri e poi vi spiego il perché, ma anche perché sapete che vi metto al corrente di tutto quello che viene fatto a Villa Margherita, anche perché ci siete voi con me, siete voi che mi aiutate a fare questo. Andiamo a vedere il cosplay a Villa Margherita e poi parleremo con i nostri ospiti.
passione per l'arte è nata quando avevo circa 8 anni, che in un giorno di sciopero da scuola sono andata da mia nonna al centro anziani e c'era una pittrice e da lì ho iniziato a prendere lezioni di pittura e poi sono incappata in questa fumetteria a Sant'Antonino e ho iniziato a disegnare lì. Io sono stata allieva lì dal 2012 e da circa 2 anni insegno al corso del lunedì. Un personaggio di un anime, di un manga, Rei di The Promised Neverland, e questo. 24 anni e questa passione c'era avuta fin da piccolo, però come disegno ho iniziato a frequentare questa scuola da circa 2 anni ormai. Dietro ogni fumetto c'è una storia, dietro ogni volto una passione che può diventare progetto di vita. Nel parco ottocentesco di Villa Manfrin è così andato in scena il primo evento cosplay di Treviso dedicato a fumetti, manga, giochi di ruolo. Stiamo giocando a un gioco che si chiama L'Ultima Torcia, è un gioco di ruolo fantasy in cui i partecipanti interpretano dei personaggi che incarnano un po' lo stereotipo dell'avventuriero, un po' alla Tolkien, quello che si vede che si è letto nei romanzi, visto nei film, quindi nani, elfi, umani. L'obiettivo della giornata è quello di condividere l'arte di giovani artisti che vogliono approcciarsi al mondo del fumetto o delle fan art, insomma un po' dell'arte in generale, e permettere quindi anche a Treviso un piccolo spazio per i giovani per potersi mettere in mostra e condividere ciò che amano, le loro passioni. A organizzare la giornata la scuola di fumetto Wonder Comics, che guarda i prossimi appuntamenti. Abbiamo anche dei centri estivi che partiranno il 12 giugno e lì appunto faremo anche un laboratorio di storytelling per creare una storia e poi animarla con le tecnologie che abbiamo attuali nel cellulare, qualche programma, e poter fare un corto animato insieme ai ragazzi dei centri estivi. Sempre qui a Villa Manfrin, grazie anche alla collaborazione e all'aiuto della Mirella Tozzato. Una realtà in espansione, quella del fumetto anche a Treviso, per i più talentuosi un'opportunità di lavoro nelle arti grafiche, dalla pubblicità al cinema, in generale una passione che fa evadere dalla quotidianità. Il disegno principalmente mi ha sempre appassionato fin da quando sono bambina, infatti mi rilassa molto disegnare, proprio mi aiuta a staccare anche dai problemi quotidiani molte volte. Ne parliamo questa mattina con Massimo Libero Micheletto, come ho presentato prima, che oltre a essere regista è anche architetto, che ieri è venuto a visitare Villa Margherita. Ci siamo visti appena, ma so che lui ha visitato molto bene. Ecco, volevo una sua impressione, ma soprattutto io vorrei parlare con lei di questa creatività di questi ragazzi, di questi giovani, che se li lasciamo fare forse e li lasciamo liberi, forse hanno anche qualcosa da insegnarci. Prego, Micheletto. Allora guardi, intanto vi ringrazio e la ringrazio ancora per avermi voluto come ospite stamattina. Allora, c'è una frase che mi ha come dire, colto il mio interesse, che ha pronunciato la ragazza del servizio, l'ultima ragazza. L'arte, no, il disegno per staccarsi dai problemi quotidiani. Ha detto una cosa simile, adesso non ricordo, la stavo appuntando ma poi è partita la diretta. Questa cosa dell'arte, del disegno poi nella fattispecie, come dimensione espressiva del sé, ma non solo come dimensione espressiva di sé, ma come anche modo per stare a questo mondo, no? Per affrontare i problemi di questo mondo, per sublimarli. Quindi l'arte come luogo, come dimensione così individuale e espressiva, ma anche sostanziale, insomma, no? Relazionale, ecco. E quindi l'arte come relazione e Villa Margherita è uno spazio dalle enormi potenzialità, a mio avviso, che può diventare un ottimo contenitore per tutte queste espressioni. Quindi io mi auguro che ampli ancora di più, no, le proprie possibilità, no? E anche la propria offerta in questo senso. È un luogo suggestivo, c'è una villa che ha anche una certa dignità, un certo valore architettonico, e quindi c'è un'immagine e soprattutto c'è uno spazio, ci sono spazi. Poi ovviamente ci sono tanti problemi che vanno dietro, che stanno dietro tutte le attività che si possono... Però la mia domanda è anche questa: perché abbiamo così tante location nel Veneto? Le ville venete sono una dimostrazione, una realtà, eppure si fa fatica, come ha detto, mi ricordo, un attore molto noto che ho avuto ospite,
ho dovuto andare a Roma se volevo essere riconosciuto. Ecco, non basta Venezia, non basta. No, non Le basta. sedi importanti sono Milano e Roma, purtroppo, anche se a Venezia c'è questa bellissima rassegna del film di questa manifestazione cinematografica che forse molti ci invidiano, perché una location del genere penso sia come Venezia unica al mondo, però si fa fatica. Lei come regista cosa vuole dire? Poi parleremo anche di Sola Nina, proprio un film di Libero Micheletto. Prego. Ma guardi, la Veneto Film Commission, nella fattispecie, e la Treviso Film Commission sono istituzioni che cercano di promuovere la valorizzazione del territorio attraverso il cinema. Quindi le location del territorio, il cinema, anzi mi scusi, diventa un modo per scoprire il territorio, e questa è una cosa estremamente affascinante. C'è tutto un sottobosco di registi indipendenti come me, per esempio, che è molto sensibile. Io sono nato in questi luoghi e quindi li conosco. E quindi questi luoghi diventano lo scenario ideale per un racconto, per una storia. Ecco, attraverso questo modo si può valorizzare il territorio e valorizzare certi luoghi che altrimenti sarebbero dimenticati. Il cinema, un film, rende eterno un luogo, e per sempre. Quindi non solo le attività a scopo sociale e culturale, ma anche il cinema, la musica, i videoclip, insomma l'immagine. Viviamo in un mondo in cui l'immagine è fondamentale. Okay? Non l'apparenza, l'immagine. L'immagine è un valore. Ti rimane, ecco, nella memoria ce l'hai. Esattamente. Quindi la provincia di Treviso poi è pieno, come tantissime altre province, perché il Veneto è pieno di location suggestive. Però si vedono poco. Si vedono poco nel cinema, perché anche chi racconta, ecco, raccontare il proprio territorio è un'esigenza di alcuni artisti. E quindi... Allora andiamo a vedere questo film, proprio Solo Nina, questo video Sola, che hanno scritto sbagliato, non importa, perché allora riusciamo a capire chi è il nostro ospite questa mattina, sia come regista ma anche come creatività, perché bisogna anche creare, non a assolutamente. caso. Andiamo a vedere. Premesso che con atto di citazione notificato è stato convenuto in giudizio di fronte al giudice di pace qui presente, con impugnata sentenza ha rigettato la domanda del condannato. Stabilisce che la signora Nina Bastiani debba abbandonare la casa coniugale con effetto immediato e senza beneficio di riserva. Questa casa non ha finestre. Ha un'unica finestra grande che si apre sul mondo intero, e tu quando ti svegli la mattina ti senti come protetto nel tuo guscio. E tutto quello che puoi fare è alzarti, prendere un bel respiro e dire: ah, guarda. Che cosa sono? I cannoni antigrandine. I contadini di qua, per speranza e fede di evitare la grandine. Sai che la grandine poi rovina i raccolti e tutto quanto, no? Loro hanno fatto questi cannoni che sparano verso l'alto, così che possano rompere le nuvole e evitare la grandine. Non capisci? Non capisci quello che ti sto dicendo? Hai avuto un'idea geniale d'artista e non lo capisci. Ma io non sono un artista, sono una parrucchiera. Una parrucchiera. Ma che ci fai qui? Tu, il nulla. Nulla sei. E nulla diventi. Allora, prima di commentarlo con quello che l'ha realizzata questa opera, questo film, andiamo da Giacomo Mambriani, Associazione Nazionale Maschile Plurale, collegato con noi da Parma. Buongiorno, prego Mambriani. Buongiorno. Niente, le immagini che abbiamo visto sono sicuramente molto evocative e evocano storie dolorose, tragiche.
Quindi diciamo, primo cercherò di vedere il film intero, diciamo, perché questo trailer cattura un po' la curiosità. E secondo, con l'associazione di cui faccio parte da un po' di anni ormai cerchiamo di promuovere un dibattito proprio anche su queste storie dolorose che dovremmo cercare di diciamo si ripetano molto meno di quanto accade purtroppo, e il nostro tentativo è di andare alla radice di una sofferenza maschile molto spesso inconsapevole che diventa poi questa forza anche di cancellazione, no? Nel trailer si vede sei un niente, sei un nulla vivente, no? Questo tentativo di cancellare l'altra per affermare se stessi. Però allora poi... Mambriani, spieghiamo anche perché lei ha creato questa associazione, perché anche lei è un creativo nel senso che cerca anche di aiutare con qualcosa di importante, che è questa associazione maschile plurale. Da dove è nata questa voglia di fare un qualcosa per qualcuno? Allora, in realtà l'associazione è nata dopo un appello scritto da un gruppo di 7 uomini che dopo l'ennesima ondata di femminicidi avevano scritto un testo che si intitolava La violenza contro le donne ci riguarda, prendiamo la parola come uomini. Ed era un tentativo di prendersi una responsabilità personale, individuale, anche gli uomini che non hanno, diciamo, in prima persona agito violenze gravi, ma era anche la presa di consapevolezza che nessuno di noi si può tirare fuori da un fenomeno che ha una portata sociale così devastante, diciamo pure. Quindi ognuno di noi conosceva magari nell'ambito familiare o nell'ambito delle amicizie donne che avevano subito episodi più o meno gravi di molestie, di violenza. Ognuno di noi capisce l'ansia e la paura di una donna che magari esce di sera da sola e ha paura, timore che le possa succedere qualcosa. Quindi era un tentativo di provare a indagare le nostre vite, le nostre relazioni e capire da dove nasce un malessere, una difficoltà di comunicazione, di espressione, che poi avvelena le relazioni, le soffoca, le impoverisce e diventa violenza poi quella che vediamo. Però Mambriani, mi scusi, invece di aver paura delle strade, non è che dobbiamo aver paura più all'interno delle case, perché è là che si forma la violenza. Forse sei più sicura, io dico sempre nella mia città, poi Treviso, ecco, quando sento dire che non è sicura a qualcuno dico fatevi un giretto poco lontano e vedrete cosa vuol dire non essere sicuri in una città. Ma soprattutto la violenza domestica, è là che nasce la violenza dove veramente non sai dove parare, il nemico ce l'hai in casa. Prego Mambriani. Assolutamente sì, sono le relazioni più intime quelle più a rischio, su questo le statistiche sono concordi ed è un fenomeno trasversale a tutte le classi sociali e a tutte le età. Quindi il tentativo appunto era di guardare non tanto lontano, era di guardare nella nostra vita, nelle nostre contraddizioni, nelle nostre fragilità. Ecco, un tema importante è di esplorare, provare a nominare a livello sociale, oltre che personale, una fragilità maschile che è rimasta nascosta per tanto tempo, diciamo sotto l'ombrello del patriarcato, perché certe emozioni, certi vissuti maschili nel patriarcato sono stati un tabù, non se ne poteva parlare, la vulnerabilità di un uomo che non deve piangere, non deve fare la femminuccia, non deve esporre i suoi lati più sensibili o le sue paure. Non deve chiedere mai, deve essere sicuro di sé, guadagnare il denaro necessario a tutte le necessità della famiglia. Insomma, una serie di immagini che per tanti uomini sono state condizionanti. Il problema è che a volte sono state condizionanti, hanno prodotto disagio e sofferenza di cui però non c'era consapevolezza, e questo nelle relazioni
è stato un portato di un vissuto pesante, faticoso, di una non libertà che poi troppo spesso si è rovesciata in modo violento sulle compagne, sulle mogli, sulle fidanzate. Anche sulle madri, purtroppo, bisogna dirlo, la violenza sulla mamma, sul papà, sui genitori, sui nonni. Abbiamo Antonio da Padova, poi continuiamo. Ciao Antonio. Buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Beh, comunque i tempi stanno cambiando, sempre in peggio, perché si cambia i tempi ma sempre in peggio. Perché io andavo anche dalla mia dottoressa, stavo là, parlavo, si parla anche. Adesso è tutto online e ci mancava adesso questo Covid che praticamente ne ha tutti isolati, praticamente siamo tutti isolati, praticamente non c'è più quella cordialità, quei saluti, e cambia tutto. Vedo che anche la domenica è un giorno come un altro, tutti i negozi sono chiusi, tutti i supermercati sono aperti, anche addirittura fino alla sera. E non capo neanche giusto, perché la gente deve anche stare in casa, godersi la famiglia, i figli. Non è che tu ti fai un mutuo per avere una casa e dopo ti sei sempre fuori perché non hai neanche i soldi per mantenere, quindi in casa tu non vivi mai perché tra le tasse, tra tutto il sistema. Ma una volta mi ricordo che lavorava solo i mariti. Io mi ricordo quando avevo 15-16 anni che andavo al lavoro, i miei colleghi sposati lavoravano, le mogli erano a casa perché bastava lo stipendio adesso non basta neanche 2 stipendi. Non basta neanche 2 stipendi per mantenere una famiglia. Ma voi pensate se questo qua è un futuro? Deve essere qualcosa che non quadra. Dove sono finiti i nostri soldi, i nostri capitali, quelli che noi abbiamo versato anni e anni di lavoro? Che fine hanno fatto? Purtroppo abbiamo una certa burocrazia che ne rovina tutti, perché chiaramente c'è la gente politici che fanno vita da nababbi e ci sono persone che non fanno fatica ad arrivare a fine mese e dopo capitano anche le violenze, perché logicamente se non c'è umanità, perché non c'è umanità? E poi mi riferisco anche al fatto che c'erano 2 carghi russi che volevano venire in Emilia Romagna ad aiutare gli alluvionati in Emilia Romagna. No, niente, i russi non possono atterrare in Italia. Vabbè, politicamente mi sembra giusto, ma moralmente non è giusto, perché quando uno è in difficoltà può essere rosso, bianco, quello che ti vuoi, ma quando si offre per darti una mano, per me bisognerebbe anche aspettarla. Invece purtroppo in Italia siamo messi male, forse anche perché siamo succubi di questo sistema NATO, che è 80 anni che la guerra è finita e siamo ancora succubi di questa NATO che ci condiziona la vita. E questa è la nostra libertà. Non possiamo neanche scegliere il nostro destino. No, non te puoi. Hai perso la guerra, 80 anni che devi subire queste angherie qua. Non lo trovo giusto. Buongiorno e grazie. Abbiamo sentito anche le riflessioni di Antonio, ognuno a casa farà le proprie. Allora sentiamo anche cosa dice Massimo Libero Micheletto su quello che ha detto il nostro ospite collegato da Parma, Mambriani, su questa associazione, però su queste fragilità. Lei ha fatto questo film, Micheletto, proprio sulla fragilità femminile, ma sempre accompagnata da una fragilità maschile, perché per fare questo lo che si fa, bisogna che qualcuno, allora non sono pazzi, nisemati, dice, però fragili, almeno fragili, perché a questo punto non sappiamo come proprio chiamare queste persone e come spiegare certi gesti che non riguardano solo una vita economica più o meno agiata, ma riguardano veramente una quotidianità anche malata di queste persone. Prego. Sì, più che di fragilità femminile parlerei di fragilità e basta. Esatto. E di violenza e basta. Per quello che riguarda il mio film, muove da una convinzione che il preambolo della violenza sono le parole e le frasi dette. Ci sono frasi che feriscono e creano cicatrici che non sono più rimarginabili, creano ferite non rimarginabili e cicatrici sempre visibili, ecco. E quelli sono il preambolo del disagio.
Quindi dietro ogni, questa è la mia convinzione, insomma si è affermata in me questa convinzione, poi magari il signor Giacomo Mambriani potrà anche dire la sua, mi interessa sapere anche la sua opinione da questo punto di vista. Quindi credo che siano le parole che uno ha subito nella sua vita il preambolo del disagio, e il disagio può essere a sua volta il preambolo di una violenza, ed è un problema di comunicazione, quindi alla base di tutto c'è un problema di comunicazione, verbale e di conseguenza anche sentimentale. Quindi non riusciamo a dare un nome ai nostri sentimenti, quindi l'affetto può diventare possesso, confondiamo queste cose, l'amore può diventare possesso oppure solo sesso, ecco, e quindi, ripeto, la questione, il problema è quella, non abbiamo esattamente una chiarezza in testa, e questa chiarezza deve essere inizialmente ricondotta a una dimensione fonetica, verbale. Quindi cominciamo a dare il nome giusto alle cose, cominciamo a capire cos'è violenza, qual è la violenza. La protagonista del mio film non ha subito una violenza fisica, la storia muove da un presupposto che è lasciato tutto all'immaginazione dello spettatore, che lei abbia subito una sottomissione, ecco, psicologica più che altro, da parte di un uomo che ha preferito un'altra donna, e lei si trova costretta a lasciare la casa dove conviveva con questo uomo. Quello che succede anche adesso. Quello che succede anche adesso. Succede spesso anche dall'altro diametralmente, certo. No? Quindi è l'uomo spesso che è costretto a... Oddio, però dipende, perché sì. quando c'è violenza in casa... Non farei distinzione... però qua bisogna fare una distinzione, perché quando c'è violenza in casa la prima ad essere allontanata è la moglie con i figli, perciò e qua è tutto da discutere. Cosa ne pensa Mambriani? Ecco, io non trovo assolutamente giusto che dopo queste umiliazioni, queste percosse anche a livello psicologico violente, deve lasciare lei la casa con i figli, perciò trauma su trauma anche questi bambini, e questo uomo deve rimanere tranquillamente nella casa. Questo è inaudito a mio avviso. Prego. Sì, sono d'accordo. So di tentativi di correggere questa, diciamo, stortura italiana, perlomeno a livello legale, che appunto poi costringe, è come se in un certo senso condannasse la vittima invece dell'autore. So anche che comunque in alcuni casi si verifica l'allontanamento dell'uomo violento, però poi purtroppo questo non è neanche una garanzia che poi la situazione si risolva, perché come sappiamo c'è lo stalking, c'è magari il trasgredire l'ordinanza di allontanamento e di avvicinamento, e quindi ci sono tutte quelle storie che magari durano anni e che hanno un finale tragico a volte, e che ci interrogano su che cosa davvero possiamo fare a livello collettivo, di comunità, per proteggere queste donne. Ma perché Mambriani l'uomo fa così fatica a farsi aiutare? A capire che sta facendo un percorso sbagliato, che deve fare un altro percorso. Ecco, perché si fa così fatica? Mentre noi donne ci mettiamo la faccia, combattiamo, creiamo associazioni dappertutto, comunque l'uomo fa fatica, perché culturalmente siamo così, perché questa violenza riguarda anche i giovani, non solo i diversamente giovani. Sì. Questa, diciamo, è una delle caratteristiche della forza femminile, anche quella di chiedere aiuto, di non stare in silenzio e di fare rete con altre donne per cercare di difendere, di guadagnare la propria libertà. Però è un percorso difficile per tante donne che magari per anni subiscono violenza. L'uscire da questa spirale è comunque un'impresa molto ardua, e che i centri antiviolenza a volte con la loro azione cercano di sostenere queste donne in questa situazione così difficile. La domanda sul maschile penso che sia non più, diciamo, rimandabile, e il mio tentativo di risposta è che è difficile chiedere aiuto o farsi aiutare quando si pensa di non avere bisogno di aiuto. E questo è il problema più grande, quando una persona, un uomo, soffre, è arrabbiato,
ma non se ne rende conto. Magari lui stesso in giovane età ha subito una certa serie di abusi, di violenze, anche psicologiche. Sono d'accordo con Micheletto, il regista Micheletto, che diceva che le parole possono ferire e creare ferite che difficilmente guariscono. Quindi l'origine di questo malessere che si trasforma in violenza è la non consapevolezza della violenza subita e di quella agita di conseguenza. Tanti uomini violenti non riescono a percepire la sofferenza delle loro vittime, della compagna, dei figli, non la negano perché non la vedono in tante situazioni, purtroppo, perché non riescono neanche a leggere e a sentire la propria di sofferenza, e questo è una forma di isolamento che produce, fa crescere, come in una pentola a pressione che non si apre, fa crescere la tensione, la pressione interna fino a quando c'è un'esplosione, che in molti casi è anche autodistruttiva, perché magari questi uomini uccidono la propria compagna, addirittura i figli, e poi si suicidano, e questo è il segno di una sofferenza enorme, di una fragilità enorme, che non ha parole per raccontarsi, che non sa chiedere aiuto e che manca proprio di un alfabeto espressivo. Quindi io penso che il lavoro che bisognerà fare è quello a livello sociale, per esempio, di offrire agli uomini delle occasioni di confronto e di espressione, che è la stessa cosa, diciamo, che ho potuto sperimentare io in questi ultimi anni attraverso i gruppi di condivisione maschile. Allora sentiamo anche come commenta Libero Micheletto, perché scegliendo il cast, scegliendo questi attori, queste attrici, ecco, Mambriani ha usato l'espressione proprio espressione, devi essere espressivo, delle volte il silenzio è l'espressione, tu dall'espressione riesci a capire chi hai di fronte e cosa vuol dire. Ecco, come si sceglie questo cast, ecco, questi provini che vengono fatti, dove mi sembra che ogni volta che c'è un provino le ragazze arrivano con nonne, mamme, zie, dipende. di tutto. Dipende che produzione è. Ecco, sentiamo come la scelta per proprio creare questo film, perché è una creazione che tu devi fare, sì, e devi puntare molto sugli attori. Assolutamente. Beh, per quello che mi riguarda, il casting è fatto seguendo uno scrupoloso metodo, diciamo così, che prima ovviamente c'è un annuncio, no? E però c'è un'attenta lettura e una proposta di lettura dello script, della sceneggiatura all'attore, anzi del soggetto in primo luogo. E l'attore o l'attrice sente quella storia come propria, e generalmente, se questo può in qualche misura rispondere alla domanda che mi ha fatto, sono tutte persone che hanno un dolore dentro e che riescono e che lo, diciamo così, lo preservano, ma che esiste, quindi di cui ne sono consapevoli. Quindi l'espressività che un attore che per sua condizione deve, tra virgolette, fingere, no? Lo fa rivangando la terra che c'è sopra quel dolore lì. E quindi qualsiasi espressione che comunque comunica questa sofferenza molto probabilmente deriva proprio da un dolore che una persona ha o da una sofferenza che ha subito. Poi sa, il cinema è affascinante e anche strano da certi punti di vista, perché si cerca di dire la verità attraverso la finzione, ed è un concetto che non è mica semplice. Non è semplice, almeno quello è il tentativo. Però è quello. L'importante poi però la verità del dolore c'è, ecco, questo quando sì. Cogli l'obiettivo, che lo capisci, esatto, che hai centrato, vuol dire che veramente ce l'hai messa tutta, ma sei riuscito a capire, ecco, e a far vedere cosa vuol dire la sofferenza, l'emotività, che veramente in questi ultimi anni poi, secondo me, potreste scrivere tanti di quei film con tutti questi esempi sia negativi ma anche molti di positivi, perché dobbiamo dirlo, specialmente da parte dei giovani. Cosa dice Mambriani, ecco, questi giovani? Ma io sugli giovani sono ottimista in realtà, perché spesso sentiamo lamentele su questi giovani che non hanno interessi, che sono superficiali, che
non si appassionano a niente, che non partecipano alla vita della collettività. Io quando sono andato a scuola a incontrare dei ragazzi, soprattutto delle superiori ma anche delle medie, ho avuto sempre un'impressione invece di curiosità, di vitalità, di desiderio di confrontarsi e anche forse il piacere di potersi confrontare con degli adulti che non li giudicano, perché è un'esperienza piuttosto rara purtroppo, perché nel mondo della scuola, ma anche fuori dalla scuola, appunto agisce un po' questo pregiudizio per cui diciamo si vedono i ragazzi con tante immagini negative e non li si ascolta tanto. Per esempio nella scuola non c'è tanto spazio per i ragazzi di raccontare la propria esperienza, di ascoltare quella dei loro coetanei, che penso sarebbe un'esperienza educativa Adesso fondamentale. qualche scuola sta iniziando a farla grazie magari a qualche direttore scolastico molto sensibile, però quello che dice Mambriani è molto giusto, nel senso che io non devo essere fortunato ad essere in quella scuola e avere quel direttore, io devo frequentare una scuola che mi offre anche la possibilità di ascolto, o sbaglio? Ecco l'importanza dell'ascolto, perché lei fa anche questo, Micheletto. Beh, assolutamente sì. Certo che la scuola per cosa sta diventando adesso la vedo un po' dura, cioè nel senso personalmente, nel senso che gli insegnanti stessi sono oberati di un lavoro che va oltre l'insegnamento. E quindi c'è una burocrazia che sta invadendo, cioè è veramente invasiva, e quindi la maggior parte del tempo che questi insegnanti sono costretti a passare a scuola è veramente occupato da un apparato burocratico e da una compilazione continua di schede e di documenti che inficiano sia l'insegnamento e chiaramente sottraggono il tempo necessario a questi frangenti, no? Che potrebbero, a queste parti, okay, della scuola, a questo tempo che potrebbe essere dedicato all'ascolto. Ovviamente a scuola si deve fare istruzione, è un veicolo di trasmissione della cultura e quello è il ruolo primario, però la vedo difficile adesso. L'insegnante può fare la differenza, però io credo che il singolo insegnante possa fare la differenza, quindi è veramente una fortuna poter trovare un insegnante che è in grado di gestire tutta questa cosa. Allora diciamo anche questo film Sola Nina quando verrà proiettato, ecco, perché anche il nostro Mambriani, magari se invitiamo anche Mambriani non sarebbe male, visto che è stato intrigato da queste immagini, da queste scene che ha visto. Prego. Posso dire che mi farebbe molto piacere. Allora, il film verrà proiettato in anteprima assoluta il sabato 10 giugno al Cinema Italia Eden a Montebelluna, con proiezione alle 21:40, ecco. E quella è la prima. Ci sarà anche parte del cast, della produzione, ci sarò anch'io quella sera lì e spero di avere tutte le persone possibili interessate a questo tipo di racconto tra gli spettatori. Anche perché è un racconto attualissimo, perché ne parliamo tutti i giorni di queste fragilità. Cosa dice Mambriani? Sì, mi sarebbe piaciuto partecipare, ma so che in quella data purtroppo sarò a Napoli, quindi non mi sarà possibile, però cercherò di pubblicizzare per quanto mi è possibile questa occasione e poi spero in un secondo momento che venga insomma distribuito e che sia visibile anche in altri luoghi, in altri momenti. Sì, io riprendo un po' quello che diceva sulla scuola, no? Con questa difficoltà sicuramente che la scuola sta vivendo e così anche come le tante difficoltà che stiamo vivendo a livello sociale. Quindi diciamo a volte quando uno sente un telegiornale o legge i giornali gli viene questo pensiero tipo non ce la faremo mai, però è anche vero che penso che stia crescendo il numero di persone che si sta rendendo conto che così non si può andare avanti, o comunque che se si va avanti si va verso una specie di autodistruzione o autospegnimento delle energie vitali. Quindi
io colgo anche dei segnali di speranza, sia nei ragazzi appunto che sono comunque vitali e curiosi e aperti anche al confronto se gli diamo spazio, ma anche appunto in tanti adulti che si rendono conto di avere bisogno di una svolta, di cambiare veramente anche il modo di gestire la vita collettiva, bisogna ritessere il rapporto con la politica che si è proprio strappato, diciamo, la relazione tra politica e cittadini. Quindi è una scommessa sicuramente difficile, però io qualche segnale di speranza lo colgo, ecco, non vedo tutto nero. Anch'io sono molto speranzosa con i giovani, sarà perché quando li invito ho sempre degli esempi positivi di più, anzi forse dobbiamo proprio ascoltarli di più. Avete sentito anche dal video che abbiamo fatto vedere da questo servizio ieri a Villa Margherita come si esprimono, cosa dicono, e perciò forse ascoltarli non sarebbe male. Ma la mia domanda è anche questa, Mambriani: perché questo nome Associazione Nazionale Maschile Plurale? Beh, era un po' per provare ad uscire anche a livello simbolico dal patriarcato che ci ha fornito per decenni o anzi secoli un'immagine di vero uomo unica, un modello maschile a cui tutti gli uomini tutti i maschi erano invitati ad aderire, pena l'esclusione, la derisione o addirittura il subire violenza dagli altri maschi. Quindi a questo modello unico di maschio, modello che ha fatto soffrire e ancora in parte fa soffrire tante generazioni di maschi, abbiamo provato a sostituire con maschile plurale, che è un po' anche richiama la voce dei dizionari e anche quindi l'invito a partire dal linguaggio, dalle parole, per dire questo semplice fatto: i maschi sono tanti quanti sono le persone di sesso maschile, c'è spazio per tutte queste differenze e noi uomini non siamo destinati a combatterci l'uno con l'altro perché siamo tutti uguali, abbiamo gli stessi desideri, gli stessi bisogni e gli stessi obiettivi, e questa è una scoperta che io ho fatto e diciamo rafforzato personalmente in anni di confronto con altri uomini, in cui alla fine con stupore e con sollievo ti rendi conto che appunto siamo tutti diversi, c'è spazio per tutti e anche se abbiamo attraversato un po' le stesse cose, gli stessi condizionamenti, però ognuno può mettere in gioco la forza della sua differenza, una forza che finalmente può anche contenere, accogliere la fragilità, non ha più paura della fragilità, anzi sente che la dimensione della vulnerabilità e della fragilità è un elemento fondamentale per una forza maschile che non voglia più essere distruttiva come è stata fino ad oggi. Allora io leggo quasi tutte le mattine la Costituzione italiana, gli articoli, e molti ospiti mi fanno i complimenti perché è una cosa molto importante conoscere la Costituzione italiana. Allora, e poi commentiamo con voi questi articoli. L'articolo 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Allora, Mambriani, come commenta questo articolo? Nella carta c'è, ma quando io leggo protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo, ma mi viene un po' un punto di domanda più che la realtà di questo. Cosa dice Mambriani? Ma io dico che le leggi, diciamo il livello delle leggi, che è fondamentale, dotarci di buone leggi che siano il più possibile anche, diciamo,
non uguali per tutti, perché diciamo la legge uguale per tutti è un principio, no, fondamentale da un lato, però è anche vero che dobbiamo essere capaci di fare leggi che distinguono le varie situazioni, i vari soggetti e non intervengono sempre nello stesso modo, no? Quindi ci vuole un livello di raffinatezza proprio giuridica per creare un sistema di leggi che sia magari più semplice di quello che abbiamo adesso, che molte volte produce questa burocrazia, questa confusione in cui non ci si orienta più. Quindi leggi che siano forse più semplici da un lato o meno numerose, ma anche più capaci di leggere. O magari semplicemente applicarle, Mambriani, bisognerebbe anche applicarle queste leggi, visto che le abbiamo. Il problema è là che non si applicano o si applicano a discrezione, ecco, del giudice, e questo non va assolutamente bene. Cosa dice Micheletto? Ecco, perché ho capito che la Costituzione dice questo, ma poi in pratica non ci siamo. No, l'articolo è ben scritto, abbiamo una Costituzione meravigliosa e quindi sono parole cariche di significato che aprono a diverse possibilità e che queste possibilità, che poi sono la traduzione, la messa in pratica di queste cose, probabilmente si riferiscono, cioè devono cambiare con i tempi. E quindi il problema credo sia che il concetto di famiglia adesso è cambiato, il concetto di necessità è cambiato. Quindi se uno Stato mi garantisce la presenza, che ne so, faccio per dire, in ogni comune di un asilo nido o di un asilo strutturato in un determinato modo, no? Ecco, questo non è sufficiente con orari che non sono compatibili con gli orari del lavoro, gli orari della quotidianità. Ecco, quindi questa cosa stride rispetto alla reale e concreta necessità. Allora, leggiamo l'articolo 33 che la riguarda, Micheletto. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. Enti e privati hanno il diritto di istituire la legge nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità. Deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Ecco, questa parte qua penso che sia molto importante perché riguarda l'arte e la scienza. L'arte e la scienza, dice l'articolo 33, sono libere e libero ne è l'insegnamento. È qua. È qua, ecco, cioè, è qua. Allora e qua cade il pero. Qua si aprirebbe un discorso lunghissimo, però io non posso che esprimere qual è la mia opinione e qual è la costruzione, l'idea che mi si è costruita, affermata appunto in anni anche, tra l'altro, in cui ho anche insegnato nella scuola e anche in scuole private, tra l'altro, anni e anni fa. Allora, io sono fermamente convinto che la scuola deve essere una, anzitutto, punto. Ecco. E che poi questa libertà sconfini anche nella possibilità di creare delle scuole, e questo è, come dire, pertinente, non questo, vabbè, non la nego, però si creano comunque delle disparità e questo è evidente, cioè non nascondiamoci dietro il paravento delle scuole equipollenti, ecco, come è scritto nella Costituzione, cioè, potenzialmente uguali, che hanno lo stesso peso, ecco. Poi, e questo è il primo discorso, ma non sto qui a commentarlo, è semplicemente un'opinione mia. L'arte e la scienza devono essere, cioè la scuola è fondamentale e l'università anche è fondamentale. Quindi
io sarei, se potessi, ecco, essere una sorta di dittatore culturale, diciamo così, di una nazione fantomatica, farei in modo che la scuola fosse veramente aperta a tutti, cioè che a qualsiasi lezione potessero partecipare tutte le persone che vogliono assistervi. C'è una cosa però che mi è venuta in mente prima, e qua spero di concludere, spero in qualche misura di aver risposto alla sua domanda, anche se ho un po' divagato. No, va bene. Sì, la libertà, l'essere uguali, la legge è uguale per tutti, sì, ma mi è venuta in mente una frase che credo sia stata scritta da George Orwell in quel libro delizioso, letto, che tutti, anche i ragazzi, dovrebbero leggere, che è La fattoria degli animali, no? A un certo punto le parole che sono scritte dietro, no? Questo sorta di tribunale che c'è lì, cambiano sempre, no? E arrivano, e alla fine si arriva a una frase del tipo: la legge è uguale per tutti, ma alcuni sono più uguali degli altri. Ecco, questo mi sembra che riassuma un pochino quello che stiamo vivendo in questi, penso, ultimi 50 anni, credo. Allora, leggiamo invece l'articolo 32, prima abbiamo letto il 33 per Micheletto, invece adesso leggiamo il 32 per quanto riguarda Mambriani, che dice: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Guardate che è perfetto, Certo. E garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. E qui il commento di Mambriani. Ma si potrebbe commentare in tantissimi modi. Io però cerco di finire il ragionamento che stavo facendo prima, cioè che la legge è uno strumento forte, potente e importante, però non è il più importante, anche perché se no non saremmo in questa situazione, in cui disponiamo di leggi molto avanzate. C'è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ci sono tanti testi che leggendoli ci si emoziona e ci si entusiasma, poi però ci si guarda intorno e ci si chiede com'è che poi però siamo messi così. Io credo che attaccarci alla legge sia in parte un'ingenuità che stiamo pagando. Penso che la mossa principale è una mossa che non so come chiamare, se umana, culturale, spirituale, di rimettere al centro davvero le persone, partendo dai bambini, dai piccoli, rifondare davvero la scuola in modo che io almeno immagino radicalmente diverso, costruire insieme una scuola che sia sì trasmissione di sapere, ma che sia anche trasmissione di un benessere, di un agio, di una cultura delle relazioni che davvero cambi un po' l'orizzonte, l'orizzonte delle nostre comunità, che ci faccia uscire anche da un isolamento che, come diceva il signore al telefono prima, è sicuramente stato peggiorato dal lockdown in modo drastico, però forse paradossalmente stava iniziando anche prima, e paradossalmente proprio nell'era della comunicazione, cioè noi abbiamo tutti gli strumenti tecnologici per comunicare con tutto il mondo e tutto il pianeta, ma poi ci ritroviamo a livello sociale a vivere una vita sempre meno ricca di incontri, di relazioni, di contatto, di confronto, di scambio, e la dimensione del dialogo online, che da un lato è bellissima e ci consente anche la chiacchierata di oggi, ma non può bastare, non può sostituire la ricchezza e l'intensità delle relazioni umane in presenza. Ma mi scusi Mambriani, noi diamo forse troppa colpa al lockdown, invece secondo me è un merito del lockdown perché ha fatto uscire tutte le fragilità che avevamo all'interno, la solitudine, ecco, l'ira, ecco, la cupidigia,
perché abbiamo visto di tutto col lockdown, è uscito proprio quello che è l'uomo, la persona, l'uomo parlo in generale, sia femminile che maschile, è proprio quello che aveva dentro è riuscito a emergere finalmente, dico io qualche volta, perché veramente abbiamo conosciuto delle persone che non si sapeva che erano così, perché è successo questo, ecco, stare sempre a casa, tutti a casa, soli, ha fatto emergere quelle che sono le nostre debolezze, anche violente, o sbaglio, Micheletto? No, è assolutamente vero quello che lei dice. Forse c'è una frase che mi è venuta in mente, non è che voglio citare il mio film per forza di cose, ma c'è una frase alla fine in cui la voce fuori campo dice: in un veleno si può nascondere la medicina, no? Ok, quindi in una cosa brutta che succede, ecco, metaforicamente, può essere appunto un territorio di riscoperta di sé, ecco. Sì, il periodo lockdown ci ha anche costretti a stare vicini con i nostri familiari, per esempio. Però sinceramente mi è sfuggito ciò che realmente è successo in quel periodo là. A parte adesso, in questo periodo, ne parliamo come di un periodo passato, è anche abbastanza brutto, però gli esiti, no, di questa vicinanza, ecco, adesso non riesco a leggerli molto bene. Devo però dire che conoscendo persone che lavorano nell'ambito comunque artistico o creativo, il fatto di essere comunque chiusi in casa è stato come molto utile per una, ecco, parentesi meditativa del proprio lavoro, e quindi moltissime persone hanno scritto. Del proprio essere. Hanno scritto, anche. hanno fatto, ecco, per Hai poi... avuto il tempo di guardarti dentro e di capire anche chi sei. Allora andiamo a vedere questo servizio prima di salutarvi, perché preoccupa molto. Andiamo a Treviso, servizio suicidi allerta. Andiamo a sentire. Noi abbiamo già avuto finora, siamo arrivati ad avere 135 contatti da utenti e ne abbiamo 60 ragazzi in accoglienza. Il problema forse in questo momento è che non vediamo una curva discendente, ma vediamo invece un picco ascendente. È una fotografia amara ma realistica, quella scattata dal Filo di Simo, associazione che ormai da 2 anni si occupa di contrasto ai suicidi e alla depressione, soprattutto tra i più giovani. Una onlus che Ivan Scremina ha dedicato al figlio Simone, morto il 18 febbraio 2021 a causa di un gesto estremo. L'associazione oggi si è spostata, grazie anche a un team di psicoterapeuti, a far clinica. Clinica significa fare la psicoterapia ai ragazzi e anche in questo momento alle persone più adulte, in maniera tale che si possa raccontare una storia diversa da quella che era la storia di Simo. Concretamente, grazie a una continua collaborazione con istituzioni e privati, il Filo di Simo è in grado di aiutare chi ha difficoltà anche economiche nell'affrontare un percorso di psicoterapia. È una sinergia che nasce perché noi come famiglia abbiamo cercato di coprire quelle che a noi, nel nostro caso, sembravano delle situazioni un po' difficili, quindi la psicoterapia è importante e in certi casi ha dei costi che non tutte le famiglie possono supportare, quindi l'idea era quella di far sì che chi non potesse sostenere le psicoterapie, l'associazione interveniva in parte o in toto. Dialogare con i giovani, restituire fiducia, lenire le ferite dell'anima. Per farlo serve l'aiuto di tutti. Anche per questo è stato un successo l'evento organizzato al Palateatro di Villorba con il patrocinio del comune, proprio per raccogliere fondi. Una serata con i mitici Rockets e il loro Space Rock, un modo per unire le generazioni. Ecco, allora come commentiamo Giacomo Mambriani, ecco, queste parole di questo padre che ha perso il figlio ma sta cercando di dare un aiuto? Il problema è che forse, come diceva Micheletto, non abbiamo le strutture adeguate, questo è il grande problema. Facciamo strutture che non servono e quelle che servono invece ci mancano. Prego Mambriani. Allora, intanto è una storia molto forte quella di questo padre ed è la conferma che anche dalle crisi più dure, più intense, più buie può nascere qualcosa di luminoso e tutto sta alla persona riuscire ad attraversare questa crisi senza farsi spegnere, che nel caso della perdita di un figlio è forse una delle cose più difficili da immaginare e da attraversare, però questo padre ha avuto questa forza incredibile e
e sta aiutando altre persone a non attraversare la stessa tragedia. Quindi è una storia molto forte e molto bella. Dall'altro mi viene da dire che un po' la radice di questo, almeno io la vedo in una forma di violenza, diciamo, sistemica, che è questa. Per esempio, il nostro sistema scolastico educativo fa molta fatica purtroppo a riconoscere la preziosità, la bellezza, la creatività delle creature piccole, creando uno spazio di ascolto e mettendosi al servizio di questa, diciamo, umanità che in un certo senso va bene così, va solo coltivata, protetta, annaffiata, accudita, ma poi si sviluppa ed è creativa di per sé, è curiosa e impara senza accorgersene. Ogni bambino ha una capacità naturale di apprendere che a volte la scuola paradossalmente sembra spegnere o rendere faticosa e pesante. Quindi questa forma che io vivo sempre di più come una forma di violenza, cioè di non riconoscimento dell'essere umano in tutte le sue caratteristiche più belle, più forti, più di apertura, bisogna imparare a metterci al servizio come adulti, metterci al servizio delle creature piccole che hanno una sete di imparare per natura. Non facciamogliela passare, perché purtroppo il nostro sistema educativo e scolastico sembra che riesca a far passare questa voglia naturale di imparare le cose senza sforzo e anche divertendosi. Quindi grazie, devo chiudere Mambriani perché sono proprio in chiusura. Comunque molte chiare le sue riflessioni. Ringraziamo Giacomo Mambriani, Associazione Nazionale Maschile Plurale, collegato con noi da Parma. Grazie Mambriani. Invece sentiamo come concludiamo con Massimo Libero Micheletto, regista. Sì, Sola Nina, questo film fra poco che tutti quanti potrete vedere. Sì, ripeto, l'anteprima sarà il 10 giugno alle 21:40 al Cinema Italiani di Montebelluna. Sarà una serata che, d'accordo con il gestore del cinema, organizzeremo con entrata ad offerta libera, proprio per scelta, e quindi anche perché è l'anteprima, quindi è una cosa, insomma, che fa piacere a tutti. E io non ho altro da aggiungere, vi ringrazio tantissimo per avermi ospitato, per aver dato la possibilità anche attraverso la televisione di poter parlare di un film e di anche tante altre cose molto molto importanti. Grazie a Massimo Libero Micheletto, regista. Pubblicità. Abbiamo altri ospiti graditi che vi presento subito. Abbiamo in presenza Michele Favero, segretario Indipendenza Veneta. Grazie Favero di essere qui con noi. Grazie. Abbiamo collegato forse dal Friuli Venezia Giulia, vediamo se c'è il dottor Elvino Comuzzi, associato Veneti Net. Buongiorno. Buongiorno. Eccolo qua, lo vedo. Buongiorno dottore. Sì. Buongiorno dottor Comuzzi. Scusate la mise, però il segnale era solo in giardino, quindi ho dovuto venire in saltino. Non si preoccupi, l'importante è sentirci e ascoltarci, quello è importante. Sì. Allora iniziamo proprio da Michele Favero, segretario Indipendenza Veneta, e iniziamo proprio con l'autonomia. Quanti giorni, Favero? 2045 se non erro, ma ormai sarebbe giusto andare per anni, perché facciamo confusione parlando di giorni, no? Sono più di 5 anni, evidentemente è un altro bluff assieme allo Stato italiano e a chi dovrebbe essere portatore di questa autonomia, ma sono tutti proclami. Adesso ci sono anche 60 saggi o 61, ho perso un po' i conti, ci saranno 18 passaggi in Parlamento, tutto quello che non è previsto nemmeno in Costituzione, ma tutto per così addolcire un po' la pillola, no? Ai veneti. Guardate che prima erano 23 materie, adesso ho letto che dicono che va bene, andrebbe bene anche una alla volta, magari che ne so, una ogni 10 anni.
Questa è la politica italiana di chi non sente il problema dei veneti come lo sente Indipendenza Veneta, perché chi vive nei palazzi, nelle istituzioni, scusatemi, non voglio essere tacciato di populismo, però con 15.000 euro al mese non sa i problemi di coloro che vivono con 1.300 euro al mese, perché non riescono a comprenderli questi. E continuano sempre a dirci che un po' alla volta arriveranno all'autonomia, di fatto non succederà nulla. Guardate, ve lo metto per iscritto, firmo che vi lascio un assegno in bianco. È scontato che non succederà nulla, perché parlare di autonomia in questo paese significa perdere consenso. Addirittura abbiamo l'Europa adesso che invita a non andare avanti con l'autonomia perché creerebbe ulteriori disparità. Ma disparità di che? Leggetevi il libro di Stevanato e Giovanardi, lo dico ai veneti, ve lo consiglio, sarebbe quasi obbligatorio acquistarlo. Il Veneto dal 2000 al 2017 ha dato 250 miliardi alle casse romane. È aumentato il prodotto interno lordo dei veneti del 31% e il reddito disponibile è diminuito. Mentre è diminuito il prodotto interno lordo delle regioni del sud ed è aumentato il reddito disponibile. Noi stiamo foraggiando il sud, non a beneficio dei popoli del sud, ma della classe dirigente che poi scialacqua i soldi. Volete capirlo, sì o no? Sono 50 anni, io ero bambino, anzi forse neanche nato, quando si tentava di ricostruire il sud. Il sud è rimasto tale e quale. Perché la volontà politica dei dirigenti, ripeto, e non del popolo del Sud, attenzione, ci sono tantissime brave persone, dei dirigenti del Sud è quello di far vivere la loro popolazione di assistenzialismo. Ecco perché non vogliono cedere sull'autonomia. Sentiamo cosa ne pensa anche il dottor Elvino Comuzzi, associato Veneti Net del Friuli Venezia Giulia, perciò un'altra regione. Prego, Comuzzi. Sì, buongiorno. Ecco, io sono abbastanza d'accordo col signor Favaro, nel senso che diciamo, l'autonomismo è qualcosa che era connaturato alla nostra regione intendo regione veneta nel senso della regione ex veneta, quindi anche il Friuli, la Lombardia veneta e tutto il resto. È un qualcosa che noi abbiamo nella tradizione. La Repubblica Veneta ha sempre, diciamo così, rispettato le autonomie regionali, anzi le ha diciamo così, stimolate. Ecco, quello che è molto grave è che l'Europa, le istituzioni europee avallino questo stato di cose, perché il disastro economico, il deficit italiano, il deficit del bilancio e il debito pubblico deriva da questo. Se c'è una responsabilità nella spesa, c'è una responsabilità anche, diciamo, il debito pubblico diminuisce, perché tu sei responsabile di quello che fai. Allora questo è qualcosa che è legge nel principale paese europeo, nella Germania. Non si vede perché in Italia non possa essere applicato. Abbiamo Nadia in linea, dottor Comuzzi, poi le ridò la linea. Vai Nadia, sì, se no mi cade. Vai Nadia. Ciao Mirelle e buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere, allora ha parlato di pensioni. 1.300 euro siamo arrivati circa. Fino all'anno scorso 1.200. Volevo chiedere, io il prossimo mese di giugno, ho su 1.300 euro 506 euro da pagare di bollette. Il gas che ho fatto, perché noi non siamo usufruito della linea del gas, abbiamo il bombolone e lo pago a rate, pago in 3 mesi, 184 euro di IMU sulla seconda casa lasciata dai miei genitori, 200 euro della rata del gas, 122 di luce. Io questo mese la pensione di mio marito, perché io non la percepisco, si va in spese. Dopo ci chiediamo
perché non spendiamo, non andiamo a comprare cose. Ma come possiamo? Non arriviamo a fine del mese. 1 chilo di pasta a 2,49 €. 1 chilo di riso 3 €. Ma dove sono i nostri governanti? Chi controlla queste cose? 1 litro di olio 2,59 €. Non so cosa c'entra sempre quel 9. Dovrebbero fare conto tondo. E Mirella, volevo ringraziarti del signor Pizzolon, mi ha telefonato e sono venuta a capo di tutte le mie rogne. Grazie, arrivederci e buona giornata. Mi fa piacere, Nadia, sai che se posso aiutare più che volentieri nel limite delle mie possibilità. Allora, sentiamo Favero come risponde alla nostra Nadia e poi sentiamo anche Comuzzi. Le pensioni, già da 1.300 è una buona pensione, mi permetto di dire questo. Poi le spese sono per tutti. È vero purtroppo che ad esempio hanno proposto adesso il taglio del cuneo fiscale, ma questo verrà assorbito completamente dall'inflazione. Scusa Favero, 1.300 € è una buona pensione. Ma purtroppo 1.300 € è una miseria quando abbiamo affitti da 500-600 €, mutui da 700-800 €. Io concordo con te su questo, però le pensioni medie sono addirittura inferiori e anche nel Veneto dei lavoratori. Però vedete, no, c'è un detto veneto, no? Mal che si vuole purtroppo non duole. Se continuate a votare i partiti italiani non cambierà mai nulla, mi spiace dirvelo, però questa è l'Italia. E allora ci sono pensioni per coloro che hanno avuto anche una vita parlamentare breve o che hanno fatto, che ne so, ad esempio i presidenti di qualche società, e mi spiace dirlo, però sempre al sud avviene questo in modo particolare, che hanno goduto, che ne so, di pensioni o vitalizi di 7-8 mila € al mese semplicemente per aver fatto il presidente per 2-3 mesi di qualche società partecipata. Ecco, i nostri soldi vanno a finire là. Quante volte Indipendenza Veneta vi ha detto che il Veneto ha un residuo fiscale di oltre 18 miliardi. Allora lo rispiego ancora perché approfitto fermo perché abbiamo Vladimiro da Rovigo. Sì. Vai Vladimiro. Ciao Mirella, grazie. Ciao. Buongiorno, volevo fare una domanda all'ospite che c'è in studio. Che quello che ha detto all'inizio è sostanzialmente vero. Però ecco, mi voglio porre come dire una domanda. Sì, è scontato che quelli del sud non vuole cambiare nulla, a Roma non vuole cedere nulla, l'Europa guarda che c'è il dottor Comuzzi che sta sorridendo dai Friuli. No, ok. Sono vicino all'Europa. L'Europa ha una maggioranza del centro-sinistra e quindi è chiaro che va a supporto di quello che è la linea qua in Italia del centro-sinistra rispetto all'autonomia, no? Qua in Italia tanti dicono semplicemente no, non si fa nulla, altri cercano di edulcorare la pillola, però diminuendo il numero di materie oppure l'importanza delle materie, quindi nella sostanza non arriva a dire sostanzialmente nulla. Però che mi domanda è questa qua. Essendo che si ragiona di un paese come l'Italia, che per come che è nata, per come che sta la sua storia, una conquista militare e basta, sarebbe per me già un successo grande anche solo iniziare, non con una materia o due, ma solo per dire con 5-6 materie che possono andare a coprire un argomento completo, quello che può essere il lavoro, aiutare i lavoratori, datori di lavoro e via parlando. Ovviamente non come punto di arrivo, ma come punto di partenza per arrivare comunque alla fine ad avere un'autonomia e un'indipendenza vera e propria. Quello che mi chiedo è, non potendo fare in questa maniera, che per me è una questione non di merito ma di metodo, è come se può arrivare diversamente, perché se non è l'autonomia che sono una cosa, cioè gli chiami indipendenza ma la secessione, cioè io non vedo altre possibilità di piegare Roma alla volontà di una regione, perché dopo là comunque il Parlamento che voi voti, cioè o se cerca di iniziare per andare avanti oppure non c'è altra scelta che quella. In questo vedo, se mi può dare una risposta lo ringrazio. Allora, prima di sentire cosa dice Michele Favero rispondendo al nostro Vladimiro da Rovigo, sentiamo anche il dottor Elvino Comuzzi che stava finendo un discorso. Prego, dottor Comuzzi. Sì,
Io credo che lo Stato italiano di per sé abbia dei sostegni prevalentemente esterni, nel senso che non ha un'autonomia propria, vive di supporti che sono molto esterni. Dottore, guardi che stiamo guardando le sue dita, metta a posto il telefono, bravo, perché sennò è improponibile quello che vediamo. Scusi, tranquillo. Adesso mi vede? No, adesso è tutto storto. Sempre uguale. Allora, intanto che metti a posto, andiamo con Michele Favero che risponde. Prego. Dipende sempre dagli interlocutori, perché il Presidente della Regione Veneto e soprattutto il Presidente del Consiglio, non tanto della Giunta, dovrebbe approvare delle leggi adesso ed essere determinato su questo. La trattativa prevista in Costituzione è tra Stato e Regione e non prevede passaggi in Parlamento per sapere se tutte le regioni o tutto il territorio nazionale è d'accordo o meno su un tipo di autonomia differenziata. E allora bisogna imparare a protestare civilmente, anche con delle proteste fiscali istituzionali. Non mi concedi quello che abbiamo concordato a fronte di un referendum che ha impegnato il 98%, che ha visto i veneti dire sì oltre il 98%? Benissimo, allora il residuo fiscale lo teniamo qui da noi. Cosa fate? Ci mandate i carri armati in Veneto? Li mandate anche in Lombardia? No. Noi vogliamo uno Stato leggero, abbiamo bisogno di questo. Come indipendenza veneta, naturalmente, il nostro obiettivo resta sempre quello dell'indipendenza, perché abbiamo una visione completamente diversa da quella che è quella dello Stato italiano, che ormai, ripeto, è un passato, appartiene a un passato di oltre 200 anni fa, la realtà degli Stati nazionali. Noi siamo per aprire tutte le barriere, tutti i confini. Ci sentiamo cittadini europei, ma dei popoli europei, non dell'Europa delle banche, di questa Unione Europea che ha una burocrazia peggiore, se mai fosse possibile, di quella dello Stato italiano. Allora bisogna aprire gli orizzonti. È l'Italia che ha relegato il Veneto a una realtà provinciale. Noi dobbiamo uscire da questa realtà. Sì, però caro Favero, se vogliamo dei soldi dobbiamo andare in Europa e chiederli in Europa, perché noi non abbiamo neppure gli occhi da piangere con un PIL che fa da brivido. Ma noi continuiamo a chiedere l'elemosina all'Europa, siamo un contribuente netto, e parlo come Italia, e non riusciamo nemmeno a spendere i soldi che mediamente ogni anno stanzia l'Europa. E allora è inutile insistere e dire finalmente arriva il PNRR. Ma dove sono i soldi che dovevate spendere per l'ambiente? E mi riferisco ad esempio all'Emilia Romagna e per le tristi vicende degli ultimi giorni. Dove sono i soldi per sistemare il bacino idrogeologico del Veneto? E sempre si è sentito parlare di una cifra vicina ai 2 miliardi. Allora, se non riusciamo nemmeno a spendere quello che mediamente ci danno ogni anno, perché dovremmo mai fare un debito con questo famoso PNRR? Perché tanti pensano che siano soldi regalati, ma sono soldi a debito per la maggior parte. 68 miliardi sono a fondo perduto, la parte consistente sono 130. Sì, ma butti via 68 miliardi. Ma butti via. Visto come siamo presi, Favero, certo, perché quello è il problema grande. Ma poi bisogna vedere se riesci, perché dobbiamo ricordare a chi ci ascolta che la buona parte andranno poi al sud. E come li spendono sti soldi qua, che non hanno nemmeno, e lo dicono loro, non lo dico io non ce l'ho con il sud, sia ben chiaro. Lo dicono loro che non hanno i tecnici in grado di fare i progetti per spendere i soldi. Sentiamo come commenta Comuzzi. Prego, dottor Comuzzi, vediamo se la vediamo bene adesso. Eccolo qua, prego. Sì, mi vede? Sì, adesso sì. Ecco. Vede una cosa, il problema è abbastanza complesso, insomma. Allora c'è una struttura europea che appoggia lo Stato italiano com'è formato adesso, quindi diciamo così appoggia anche i suoi difetti. Allora, per esempio l'ultima uscita del Consiglio europeo, che ha messo un po' in dubbio la possibilità di una riforma autonomistica in Italia, è dal punto di vista economico, si spera, non dal punto di vista politico, perché allora sarebbe una specie di Cominterna alla sovietica, ecco, è un qualcosa che fa capire che o loro non capiscono l'Italia o fanno finta di non capirla. Io penso alla seconda ipotesi, nel senso che appoggiano questa struttura politica istituzionale perché fa comodo.
fa comodo all'Europa, fa comodo oltre l'Europa, è un fattore comunque di stabilità e finora diciamo è andata bene, però non andrà bene in eterno. Allora perché? Perché l'autonomia consente di avere la responsabilità sulla spesa. La responsabilità sulla spesa è il primo input per avere il controllo del debito pubblico. Allora, fino a quando non ci sarà responsabilità su quello che uno spende, non ci sarà un controllo del debito pubblico. Loro lo sanno, lo finanziano, ti dicono che la colpa è di italiani, ma la colpa è anche loro, che diciamo così coprono questa situazione. Ma mi scusi, dottor Comuzzi, ma sì. Noi abbiamo i parlamentari europei, italiani e anche veneti, o sbaglio? No, Allora, perché forse dobbiamo anche ricordarcelo questo, non dobbiamo, cioè non abbiamo sempre i trombati, speriamo almeno che ci siano delle persone che portano avanti i nostri problemi. Abbiamo Davide D'Adria, vai Davide. Buongiorno. Sì, volevo chiedere buongiorno. una cosa. Buongiorno. Volevo chiedere una cosa. Abbiamo privatizzato le poste italiane. Le poste italiane sono divise. Chi porta le lettere e chi le fa pagare. Quando si va alle poste si paga dall'ufficio. Mentre quando si deve ricevere le buste delle poste arriva da un altro ufficio e sono divisi anche legalmente. Come facciamo noi in Italia a avere un riscontro dei cambi di quello che sono tutte le leggi se non riusciamo neanche a fare funzionare il principio primario e quello che deve fare arrivare le poste a casa? Cioè, ci sono vie che non sono trascritte sulle strade, non ci sono interni scritti sulle poste delle lettere chi ha la busta delle lettere. Non arrivano le multe, le bollette del gas, della luce, dell'acqua, della Tari, della Tasi. Come facciamo a fare funzionare i comuni se nemmeno la cosa più funzionale del mondo che sono le poste italiane, che immagino useranno anche gli uffici interni dei vari comuni per spedirsi le pratiche e cambiare tutte le cose che facciano una funzione legislativa anche per quanto riguarda tutto quello che è la privacy, che se mancano le poste, che privacy è che c'è in questo paese, Italia. Ci sono il 60% di case che non sono registrate nei notai perché non si fa la riforma notarile da 50 anni. Ne parliamo tanto e non si risolvono le cose basilari. Si faccia una denuncia dallo Stato, si faccia una legge, si paghi ogni 10 anni l'IMU per un mese per 10 anni, chi non lo paga si sequestra la casa, diventa una casa popolare e alla fine chi viene qui con il sponsor di non pagare le bollette luce, acqua e gas e la Tari e la Tasi, che sono spese che devono entrare nello Stato italiano, alla fine le pagheranno. Non si può lasciare tutto così illegale allo stato brado come le mucche che pascolano e vanno sui campi e danneggiano magari culture degli altri e non paga nessuno. Cioè, noi siamo come animali in questa epoca che stiamo vivendo. Non è una legislatura questa è una truffa a base di tutto quello che è lo statuto italiano. Non penso che lo statuto italiano debba essere cambiato, deve essere fatto rispettare per tutte le culture, per tutte le civiltà, per tutti i comuni, per tutte le regioni d'Italia, che siano autonome o che siano dipendenti dallo Stato. Lo saluto, buona giornata. Grazie a Davide D'Adria. Prego, dottor Comuzzi, e poi andiamo da Favero. Sì, ecco, allora il problema è abbastanza, cioè è la forma dello Stato che non è adeguata, ma non solo diciamo alla realtà veneta, alla realtà che noi viviamo qua nel nord-est, ma alla realtà italiana, nel senso che una volta, diciamo così, io non voglio fare il passatista, però esistevano delle città, degli stati italiani che rispondevano a se stessi, quindi erano responsabilizzati a se stessi. Questo nella Repubblica Veneta era un fatto, diciamo così, consueto, un fatto fondativo. Ecco, e io direi, cioè, il problema
è che ci vorrebbe una riforma dello Stato, perché è inutile lamentarsi delle bollette se non si controlla come vengono fatte queste bollette, nel senso che adesso per esempio, non so, noi abbiamo avuto una guerra in corso, gli italiani l'hanno voluta questa guerra? Non lo so, ecco, l'hanno voluta questa diciamo così, spaccatura epocale dell'Europa? È un qualcosa che stride molto, insomma, con... poi ci lamentiamo delle bollette, ma le bollette derivano da questo. Sì, ma non abbiamo neanche voluto questa legge elettorale che continuano a parlare, nessuno vuole cambiare, dottor Comuzzi, perché è inutile che andiamo tanto lontano, se non ci danno la preferenza dove andiamo a parare? Prego Favero. No, prego. Allora, due cose. Innanzitutto, l'inflazione di cui si parla tanto è stata indotta soprattutto dall'aumento dei costi energetici. Le società principali italiane che sono responsabili di questo sono tutte a partecipazione pubblica, dove la golden share è dello Stato. Allora, è inutile che tu fingi di non sapere da che cosa è dovuta l'inflazione o ci parli dell'aumento dei prezzi, e te credo che i prezzi siano aumentati. Le bollette sono state triplicate e stavano aumentando già prima della guerra. Finiamo di dire sempre che è colpa di questa guerra tra Russia e Ucraina. L'ENI, tanto per fare un nome, i contratti con il gas li ha fatti 5 anni fa. E nessuno li ha aumentati. C'era la guerra. Esatto, nessuno li ha aumentati. Allora c'è stata fatta una speculazione sulle spalle dei poveri. Ecco perché, ritornando al discorso della signora, adesso ci troviamo con bollette esorbitanti e sicuramente più di qualcuno non riuscirà a pagarle. E allora è inutile che da una parte tu mi tagli, si fa così per dire, il cuneo fiscale, pensando di aver fatto chissà quale riforma, stiamo parlando di 100 euro, e poi mi aumenti le bollette di 200. Perché alla fine questa coperta è sempre troppo corta. Sì, ma Favero, scusa, ma il problema è che quando è entrata la grande finanza su quello che era il nostro know-how, che erano gli artigiani, che erano i piccoli industriali, tutti sono stati in silenzio, non c'era nessuna guerra in atto. È entrata la grande finanza, sicché adesso l'economia mondiale, ISCEI per parlare, è in mano a 10 e tutti gli altri ci devono morire da fame. Allora il silenzio totale, perché come diceva giustamente Favero, se uno prende 15-20 mila euro al mese, chi se ne frega di quello che prende 1.300 euro, aumenti di 20-30, adesso sembra 100 euro che abbiano dato 1 milione di euro. Ma non può continuare così. Noi non possiamo avere uno Stato che il 30% produce e il 70% mangia. Non andremo da nessuna parte. Beh, difatti questo è il problema. E il problema è di chi produce la ricchezza rispetto a chi la spende. Siccome si parla sempre a vanvera, secondo me, di evasione fiscale, e c'è anche qualche stolto che senza conoscere i dati sputa sentenze, ad esempio sul Veneto. Ecco, ricordo che ultimamente proprio la CGIA di Mestre ha pubblicato che il Veneto è una delle regioni più virtuose di tutte. Noi lo diciamo da 10 anni con i dati che avevamo da Unioncamere. Allora non è necessario, insomma, essere dei geni in economia per capire che ci sono delle regioni che producono ricchezza e delle altre che invece la disperdono, la scialacquano la ricchezza. Però l'evasione vera non è quella fiscale, è quella lavorativa. Ci sono troppe persone pagate molto per non fare nulla. Ed è questo il problema italiano. Noi paghiamo molti parassiti e quelli che lavorano, che è l'operaio, lo paghiamo a zero perché non riesce a sopravvivere, come ha detto Nadia. Quello diceva Miglio, che quello che vale per la società vale anche per un animale. Quando in un animale i parassiti superano un certo numero, l'animale muore. Così vale per la società. Dottor Comuzzi, prego. Sì, è un discorso che indubbiamente vale in senso generale, questo vale in tutti i posti, in tutti i paesi, però credo che bisogna in qualche modo avere, la protesta va bene, ma bisogna anche avere la capacità di prefigurare qualcosa di nuovo.
un qualcosa che sia più commisurato alle nostre esigenze. Allora questo nella vecchia Italia era qualcosa di comune, non so, la Repubblica Veneta era diversa da Milano, da Genova, da Firenze, da Napoli e da Roma. E adesso queste differenze ci sono ancora, ma con una struttura che è una struttura omogenea, imposta dall'alto, che non riesce a valorizzare tutte queste qualità. Non è che a Napoli non ci siano qualità, non è che a Firenze non ci siano qualità, persino a Roma ce ne sono. Però ecco, è la forma dello Stato che secondo me è un qualcosa di capitale. Ecco. Il federalismo, diciamo così, che sarebbe stato la cosa migliore per l'Italia, come lo è stato per la Germania, che è nato come uno Stato federale ed è persistito come Stato federale, e purtroppo in Italia è stata sovrapposta a una cultura di tipo napoleonico, filo francese, per cui lo Stato doveva essere omogeneo, e su questa struttura si sono organizzate tutta una serie di, chiamiamole, di mafie, di cose che hanno reso invivibile questa forma di Stato. E questo è il problema. Ma purtroppo non è solo un problema italiano, perché questa, diciamo, struttura italiana è garantita dall'Europa, è garantita da uno status diciamo economico, strategico, per cui è difficile cambiarla da dentro, è difficile che un veneto si organizzi o un toscano e faccia una proposta politica. Viene bocciata dall'Europa. L'Europa vuole lo status quo. Perché sentiamo gli va bene Favero lo come status commenta, quo. perché ormai il tempo sta volando, siamo in chiusura, prego. Concordo, il problema è che facciamo sempre confusione tra Unione Europea ed Europa. L'Europa che noi sogniamo e che sognavano anche i padri costituenti, persino italiani, è quella dei popoli, che non c'entra nulla con questa Europa, che ha messo le mani in tasca a tutti, che ha distrutto ad esempio l'agricoltura italiana, imponendo addirittura delle culture, ma pensiamo un po' a che cosa mostruosa, a vantaggio poi di determinati industriali che sappiamo tutti quali siano, e pertanto ci ha già disegnato qualcosa da Bruxelles. Ma figuriamoci, ma già nel nostro Veneto, come dice giustamente il dottor Comuzzi, abbiamo una peculiarità completamente diversa se pensiamo a Jesolo e a Misurina, per dire due nomi importanti anche del nostro turismo. Ci sono caratteristiche completamente diverse. Come può Bruxelles pensare di uniformare anche a livello legislativo territori così diversi? L'Italia è il più bel paese del mondo, amministrato purtroppo da una banda di incompetenti e di servi ben pagati, ben foraggiati dall'Europa. Come ci saluta, dottor Comuzzi? Prego. Vi saluto con questa bellissima giornata. Per fortuna. Sì, io sono qua in giardino perché purtroppo avevo la linea solo qui in giardino, ecco. Ma vi saluto come? Di non perdere mai, diciamo così, il timone, il timone che ci ha lasciato, diciamo, la nostra vecchia Repubblica Veneta, che è quella delle autonomie. Dottor Comuzzi, perché lei è associato a Venetinet? Perché parliamo anche, lei è un associato di Venetinet, perché dobbiamo anche dirlo, prego. Sì, io sono associato a Venetinet perché io sono friulano, però sono del Friuli Veneto, quindi sono del Friuli di San Marco, quindi abito a Padova, lavoro a Padova, vivo metà a Padova, metà in Friuli, che è la cosa ideale. E diciamo così, la nostra associazione è un'associazione che promuove l'autonomismo sulla linea della nostra cultura veneta. Ecco, non so, per esempio qui in Friuli, la Repubblica, quando ha occupato il Friuli Veneto, ha messo un luogotenente, semplicemente ha fatto continuare quello che c'era. E lei si è avvocato naturalmente alle funzioni militari, le funzioni di politica estera, però questo è un senso di autonomia che noi
dopo gli altri governi, non abbiamo più avuto. Il popolo friulano, diciamo il partito marchesco, il partito marciano in Friuli, è il partito dei contadini, dei poveri, contro i feudatari, è un partito progressista. La festa di San Marco in Friuli è una festa enorme ed è una festa che si faceva di solito, e si fa ancora, in fronte cioè ai castelli dei feudatari, che erano tedeschi. I nostri aristocratici sono tutti asburgici, anche quelli della parte veneta, tra loro parlano ancora spesso in tedesco, insomma. E diciamo così, per me, che sono di estrazione diciamo popolare, è normale far parte del partito marciano. Grazie, Ecco grazie al dottore Elvino Comuzzi, abbiamo capito anche perché associato Veneti Net. Come ci saluta Michele Favero, segretario Indipendenza Veneta? Ma vi saluto consigliando intanto di leggere sempre dei buoni libri che parlano di Veneto. Vedo anche dei libri che hai portato Favero. Uno anche di Alessio Morosin dal titolo Democrazia, che è l'ultima opera che ha fatto, e anche autodeterminazione, perché è solo colpa nostra o principalmente colpa nostra se non riusciamo ad ottenere quello che ci avevano promesso 5 anni fa. Bisogna, cari veneti, darsi da fare, votare dei partiti come Indipendenza Veneta del territorio, che conoscono la realtà territoriale. Non dei partiti che si siedono a Roma. Come mai allora? Ma sai Mirella qual è la cosa principale per far politica? Purtroppo è il dio denaro, anche in politica. E noi di denaro ne abbiamo poco, anche perché molti industriali che ci hanno seguito prima vorrebbero che noi conquistassimo dei posti importanti e poi sarebbero disposti a finanziare le nostre idee, i nostri progetti. Invece è il contrario, lo consiglio a tanti industriali, perché tra poco a gambe all'aria ci andremo tutti assieme, perché la barca è questa per tutti. E se avete visto anche gli articoli di ieri, il Veneto è uscito dalle top 100 regioni d'Europa e noi abbiamo le potenzialità per essere la prima regione in assoluto in Europa, la prima, ma di gran lunga. E allora, se volete, non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista culturale, è importante votare un partito come Indipendenza Veneta del territorio, avere persone del territorio anche dentro ai nostri comuni, perché la cultura non va dispersa, non va lasciata perdere, messa in un angolo e poi riscoperta solamente da autodidatti. Dobbiamo insegnare quello, lo diceva prima Comuzzi, la storia della Serenissima è possibile che venga studiata in Inghilterra, negli Stati Uniti, ovunque nel mondo e non in Italia. Perché? Perché 1100 anni di storia vengono ridicolizzati con qualche didascalia nei libri di storia con Repubblica Marinara? Dovrebbe essere stato il ruolo della Lega, della Liga Veneta. Bravissima, bravissima, ma la Lega ha fatto tutt'altro, non ha mai fatto cultura. Manca la Liga Veneta, è diventata una Lega lombarda salviniana che ha tralasciato tutto e si interessa semplicemente di governare a Roma. Si è trasformata, diciamo, da partito territoriale che doveva portare gli interessi dei veneti e lombardi a Roma a partito romano che cura i propri interessi personali in Veneto e in Lombardia. Grazie anche a Michele Favero, segretario Indipendenza Veneta. La posta di Mirella. For now. Oh. Then Adam said they would change it to a net. Gosh, like you. Really cool. It's a good sign. Really? What are you up to? I'm crushing your backpack. Yeah. Oh, you really want to cuddle. Oh my gosh. So funny. I'm gonna be all shy now. 2 months and about 14 days, right? Yeah, 14 days. 2 months, 14 days.
You should go sit. You're never too big to sit on someone's lap. Never forget that. Oh. Guys. Okay, everyone just like relax. That's what you've been waiting for. Just like some spooning. So now we return from the lap right. Come on, right? Hey. Oh my goodness. Watch your hat. That's great. Oh my. A little bit violent. Not after the fight. Not many people have been sat on by an elephant and survived. And live to tell the tale. Yeah. Yeah. Just a cuddler. That was close. Your foot's not so nice right now. I had an elephant lie on top of me. Dear. Oh shit. She can get back up. Best friends. Yeah. They're having a real good game. You know how strong you are? Oh